Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo anche oggi in diretta per aggiornarvi su tutti i fronti, politica, attualità, cronaca. Come sapete gli spunti non mancano nel bel mezzo di una crisi di governo. Toccheremo di fatto nel corso della diretta di oggi un po' tutti i fronti, quello sanitario, quello economico, quello politico. Partiamo però dai numeri del contagio, perché da qui parte di fatto ogni ragionamento, lo abbiamo ben capito. Questa è la tabella, la prima tabella di giornata della Regione del Veneto con azienda a zero. Siamo a 231 nuovi casi di positività nella notte. Si tratta di uno dei numeri più bassi da parecchie settimane a questa parte. Dobbiamo prenderlo però con le pinze questo dato, perché in questi giorni ci sono stati dei problemi informatici di caricamento anche dovuti ai nuovi parametri nazionali, però di fatto c'è un rallentamento del contagio, perlomeno in Veneto. Anche ieri il governatore Zaia lo ha più volte ribadito. Certo, questo non basta per abbassare la guardia, anche perché altrove, in altre regioni, la curva del contagio è preoccupante, e se guardiamo al resto dell'Europa, certo non possiamo dirci fuori dall'emergenza. In tanti casi si parla anche di questa famigerata terza ondata. Fisserei però questi due numeri: 2.733 i posti letto occupati in area non critica, 357 le terapie intensive, quindi c'è una diminuzione. Questi sono i due dati principali più significativi, cartina di tornasole dell'emergenza. All'inizio dell'anno avevamo oltre 400 posti letto occupati nelle terapie intensive, quindi c'è stata oggettivamente una diminuzione, ma i numeri continuano a essere elevati. Procediamo per gradi, perché ci sono tanti tasselli anche nella giornata di oggi. Cominciamo dal vedere insieme, quindi in modo anche molto didascalico, se vogliamo, le misure del nuovo DPCM che entra oggi in vigore, e come sapete fino a marzo. Abbiamo in linea, per aiutarci in questo compito arduo, il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno comandante. Buongiorno e grazie. Ecco, cosa cambia da oggi a livello di regole? Se cambia qualcosa, può darci un quadro della situazione? Sì, diciamo che da oggi continuiamo ad essere una regione di colore arancio, quindi il Veneto di fatto non ha grandi cambiamenti. Sappiamo che tutte le regioni erano zona rossa fino al 6 di gennaio, dal 7 la regione Veneto è tornata ad essere arancio e continuerà ad essere in zona arancio. Diciamo che l'unico cambiamento che parte da oggi sono le visite presso i parenti che si possono fare, e amici naturalmente, che si possono fare all'interno del comune, però una volta sola e massimo 2 persone alla volta, naturalmente anche con minori di 14 anni o persone disabili non autosufficienti. Questa diciamo è l'unica novità che abbiamo da oggi, e quindi in questo caso necessita l'autocertificazione. Per altri movimenti all'interno del comune, sempre fatti dalle 5 del mattino alle 22 di sera, non necessita alcun tipo di autocertificazione. Quindi questa veramente è l'unica grande novità che abbiamo da oggi. E cosa possiamo dire, comandante, sul divieto d'asporto nei bar? È confermato? Sì, per quanto riguarda i bar, questa è la seconda novità, ma che riguarda naturalmente solo le attività economiche. Chi ha attività di bar, quindi prevalente bar, quindi senza la cucina, dalle ore 18 non può più effettuare asporto. Quindi questa è la seconda novità sotto l'aspetto delle attività economiche. E questo diciamo in chiave anti-movida, se vogliamo utilizzare una semplificazione. E poi c'è tutto il tema, e noi stiamo registrando diverse chiamate anche su questo, delle seconde case. Come ci regoliamo su questo fronte, comandante?
Ecco, su questo fronte viene confermata la possibilità di accedere alla seconda casa in ambito regionale, quindi anche questo non è un cambiamento che viene portato da oggi. Quindi in questo caso, ripeto, novità non ce ne sono rispetto al 7 di gennaio, quindi si può tranquillamente circolare. Naturalmente questa sarà una dichiarazione da fare agli organi di polizia in caso di controlli. Ecco, i controlli funzioneranno come sempre sostanzialmente, quindi voi verificherete anche i perché, i motivi dello spostamento, chiederete questa autocertificazione. Anche qua, ripetiamolo, nel caso in cui il conducente o il soggetto fosse sprovvisto di autocertificazione, cosa accade? Non ci sono problemi nel caso in cui la persona fermata sia senza questo modulo, perché le forze di polizia hanno a disposizione dei moduli in bianco che verranno consegnati alla persona e che potrà compilarli seduta stante. Il consiglio è di portare le autocertificazioni solo per un problema, è una questione di praticità, però ripeto, non c'è alcun tipo di problematica nel momento in cui la persona fermata non abbia a disposizione il modulo precompilato. Comandante, le chiedo anche un aggiornamento sul fronte, diciamo così, dei controlli. Ci sono stati 2 giorni di mobilitazione soprattutto dei commercianti, dei ristoratori. Abbiamo seguito questa protesta molto spesso pacifica. Ci sono state però delle trasgressioni anche nella Marca, chiamiamole così. Voi avete elevato delle sanzioni, delle multe sul territorio di Treviso? Guardi, per quanto riguarda il territorio di Treviso, Treviso ancora una volta si è dimostrata una realtà assolutamente rispettosa delle regole, in quanto ieri appunto era preannunciata questa forma di protesta, però nell'ambito della città di Treviso, per i dati che ho io in mano, non c'è stata alcun tipo di sanzione elevata. Le proteste che sono state fatte in forma assolutamente legittima, con l'apertura di alcuni locali ma senza naturalmente l'ingresso di clienti, è stata fatta, ripeto, nel rispetto delle regole, e questo è stato un grande senso di responsabilità da parte degli esercenti, quindi Treviso ancora una volta rispettosa delle regole. Quindi non avete staccato nessuna multa in questi giorni, la protesta si è svolta pacificamente. Senta comandante, quindi riepilogando, da oggi non cambia un granché, con le precisazioni che comunque lei ha fatto. Voi continuerete a essere sul territorio come sempre, immagino. È previsto una intensificazione dei controlli o rimarrete sempre con i dispositivi attuali? Ma i controlli saranno sempre standard, nel senso che ci sono delle pattuglie tutti i giorni, naturalmente sia mattina che pomeriggio che sera, che effettueranno dei posti di controllo per verificare che i movimenti all'interno del comune siano legittimati, soprattutto da chi proviene fuori comune, perché ripeto, dalle 5 alle 22 il movimento dei residenti all'interno dei comuni non necessita di nessuna autocertificazione, se non quel particolare di cui accennavo poc'anzi, cioè la visita presso amici e parenti. Ripeto, i controlli continueranno. Teniamo conto che ad esempio nell'ultima settimana abbiamo dovuto elevare ben 10 sanzioni per il mancato uso della mascherina, o perché la mascherina era appoggiata sotto il mento, quindi sostanzialmente il mancato uso della mascherina, e questo purtroppo diciamo ancora una volta per poche persone, per pochi cittadini, è una regola che non viene mantenuta, soprattutto cittadini di un'età compresa dai 18 ai 30-35 anni. I controlli ci sono, i controlli poi sono anche richiesti dagli stessi cittadini che rispettano le regole, quindi ripeto, mi dispiace vedere a distanza di tanti mesi, tanti richiami e appelli alla prudenza e alla sicurezza, vedere ancora qualcuno, per fortuna molto pochi, che ancora non rispettano questa regola fondamentale di portare regolarmente la mascherina. Diciamo, la regola è proprio la regola base questa, se non si è capito questo diciamo è un po' grave. Comunque la ringrazio. Comandante, grazie davvero per questa fotografia puntuale del periodo che ci attende da qui al 5 di marzo, perché questo DPCM ha validità fino al 5 di marzo. Grazie al comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buon lavoro davvero, comandante. Grazie a voi, buon lavoro a voi.
E invece sull'altro fronte è collegata con noi, la vedo collegata dal municipio di Maser, la sindaca di Maser Claudia Benedos, che ieri ha sostenuto proprio materialmente e fisicamente la protesta di un suo ristoratore, di Marco Bonotto, presentandosi all'ora di pranzo proprio al ristorante, una scelta molto forte, molto radicale. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, lei ieri è stata al ristorante a mezzogiorno. Ci sono stati dei ristoranti, dei locali che hanno aperto in forma di protesta e hanno accolto anche dei clienti. La sua presenza ieri al ristorante di Bonotto a Maser ha fatto discutere. Sì, ha fatto discutere perché credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica, perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare, non conosce le realtà imprenditoriali, e quindi non sanno che i contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto, sanificazione, distanziamento, mascherine, distanziamento tra i tavoli e distanziamento anche tra i commensali dello stesso tavolo. Quindi dico, e lo so, i contagi avvengono ben sulle abitazioni private, dove qui non ci sono regole tra gente non convivente. E poi mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Quindi allertata la Digos, allertata la squadra anticrimine, sembrava veramente un assetto per dei rivoltosi. In realtà sono stati pochissimi quelli che hanno avuto il coraggio di aprire, ecco, e soprattutto gente corretta, correttissima, che ha rispettato tutte le norme anticontagio. Quindi lei non ci sta, mi permetta il termine, a passare da fuorilegge? No, in questo caso no, perché queste restrizioni le ritengo ingiuste, soprattutto in riferimento alla mancanza di adeguati ristori, perché almeno avessero avuto adeguati ristori, questi sono sul lastrico. Io 2 giorni fa ho ricevuto i rappresentanti zonali di Confcommercio, i commercianti, che mi hanno supplicato di fare un bando di almeno per dare, io dico, Comune di Maser non ha grandi risorse, dipendiamo anche noi dai trasferimenti statali. Ci hanno detto, sindaco, basta che faccia un bando di avere almeno 500 euro per attività commerciale per pagarci le bollette. Perché siamo ridotti a questo, sindaco. Sono ridotti a questo, che gli vanno bene 500 euro. Quindi ho detto, qualcosa si deve fare, devo smuovere qualcosa. Quindi diciamo che lei non solo sostiene la protesta, ma rivendica anche questa sua azione. Senta, qualche suo collega l'ha chiamata, c'è stata solidarietà, come è stata percepita questa sua azione tra i suoi colleghi? Ma io sono sincera, avevo lanciato così l'altro giorno in una chat di sindaci, ho detto io sostengo l'iniziativa e qualcuno ha detto cosa facciamo, cosa non facciamo, in realtà sono rimasta l'unica poi, ecco, non voglio aggiungere altro, ecco. È rimasta un po' con il cerino in mano da questo punto di vista. No, ma io sono convinta, ecco, perché, anzi, convintissima, e lo rifarei assolutamente, perché non facciamo niente di male. È gente disperata che vuole solo lavorare in sicurezza, come gli era stato detto quest'estate. Si sono messi tutti a norma, hanno investito, hanno speso e hanno davvero lavorato in sicurezza. Piuttosto io dico al governo: fate controlli serrati, aumentate
le sanzioni di chi sgarra, di chi non tiene i distanziamenti, cioè i locali ci rimettono già perché ad esempio quello di Maser, Iodo da Maser, ha una capienza di 65 posti e ne tiene 35-40 al massimo, quindi hanno già ridotto loro. Quindi fate controlli, dico alle forze dell'ordine, fate controlli, dico al governo, perché le forze dell'ordine sono persone bravissime, esatto, che eseguono ovviamente, fanno il loro dovere, e li ringrazio perché davvero fanno e devono eseguire ovviamente le direttive del governo nazionale. Quindi dico al governo, inasprite le sanzioni ma lasciate lavorare per chi lavora correttamente. Ecco, lei dice al governo, a quale governo si sente di dirlo? Nel senso che in questo momento c'è una crisi in corso che immagino non faccia bene a nessuno. Lei che è una prima cittadina, sempre sul fronte, che effetto fa ad un amministratore locale vedere questo bailame romano? Perché di questo stiamo parlando. Non è un bel vedere, però posso dire cioè i cittadini dicono non è un bel vedere che questi qua litigano in questo momento, però dicono questo governo non è in grado di governare, quindi ben venga una crisi, ecco, e al più presto che ci sia un altro governo. Ecco, non è necessario andare a elezioni, assolutamente no, però sostituire il nostro Premier e alcuni ministri con gente di esperienza che sa lavorare, questo sì, ne abbiamo davvero tanta necessità. Le chiedo una cosa al volo, Sindaco. A questo punto lei ha preso posizione, ci ha messo la faccia e quindi e con tutto quello che questo comporta quando uno ci mette la faccia. E adesso, cioè, per portare questa rabbia, questa disillusione, questa protesta nelle sedi istituzionali, che passo ulteriore bisogna fare? Perché è vero, c'è questo scostamento di bilancio, ci sono delle misure in essere, c'è il decreto ristori, però fatto sta che questi ristori, come dice lei, non stanno arrivando o se stanno arrivando non sono sufficienti. Che passo in più si deve fare? A livello di Veneto, soprattutto noi siamo veneti, dobbiamo chiedere, cioè, essere più uniti e anche ieri io mi aspettavo sinceramente anche più imprenditori, più esercenti che aderissero all'iniziativa, però come dico, siamo veneti e siamo grandi lavoratori e grandi rispettosi delle norme, c'è paura a trasgredire, tutti hanno molta paura a trasgredire, dobbiamo essere un po' più coraggiosi e fare più squadra. Sindaco, messaggio forte e chiaro, grazie davvero per questo suo intervento, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Claudia Benedos, sindaco di Maser. Adesso vi raccontiamo un'altra storia e per farlo andiamo nel veneziano, andiamo al Covid Hospital di Jesolo, uno degli epicentri di questa emergenza in terra veneta. Covid Hospital di Jesolo che ben conosciamo più volte. Ne abbiamo parlato, era stato chiuso una prima volta all'inizio dell'emergenza, il Covid Hospital ovviamente, perché l'emergenza era passata, poi con l'autunno e con il ritorno del virus anche il Covid Hospital di Jesolo si è riaperto. Abbiamo in linea per fare il punto della situazione, lo saluto e lo ringrazio perché sono sempre tempi molto difficili, Fabio Tofoletto che è direttore della terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Dottore, buongiorno e bentornato su Antena 3. Buongiorno. Dottore, cominciamo proprio dallo scattare una fotografia al suo reparto in questo momento. Com'è la situazione aggiornata al mezzogiorno del 16 gennaio? Oggi abbiamo 11 pazienti, quindi siamo un po' più tranquilli rispetto alle giornate di fine dicembre, dove avevamo tutti i 16 posti letto occupati, quindi una situazione
che è ancora una situazione molto impegnativa, però pian piano si sta diventando più gestibile, più tranquilla, perché ci sono meno ricoveri in terapia intensiva. Ecco, quindi anche lei nota questa diminuzione, abbiamo visto prima i dati, a livello veneto c'è un decremento, c'è una diminuzione anche dei posti letto occupati nelle terapie intensive. A inizio anno erano più di 400, oggi 357, quindi anche lei vede questa tendenza, questo trend? Sì, assolutamente. Verso fine anno si è raggiunto un picco molto elevato, mentre adesso non vuol dire si torna alla normalità, però è una situazione assolutamente più tranquilla, quindi vuol dire circa 100 posti in meno occupati rispetto alla situazione di fine anno, quindi una situazione abbastanza tranquilla e speriamo che continui in questa direzione. È merito del Natale in fascia rossa? Che cosa secondo lei ha contribuito a questo trend finalmente in diminuzione? Qual è stato il fattore determinante? Ma sicuramente il contingentamento, cioè la diminuzione degli incontri che si sono avuti con la cosiddetta fascia rossa, ha contribuito e contribuisce a questa diminuzione, anche perché noi come terapie intensive vediamo sostanzialmente gli effetti, come dico sempre, a valle, cioè circa 15 giorni, 10-15 giorni dopo che c'è stato il contagio. Quindi stiamo vedendo gli effetti di una politica, di una sana conduzione con la riduzione del numero di contagi. Spero anche che questa diminuzione sia il risultato anche di una più consapevole comportamento di tutti quanti, quindi le due cose insieme, quindi le restrizioni adottate e un consapevole atteggiamento da parte di tutte le persone, che dal mio punto di vista è sempre la parte principale su cui dobbiamo contare per poter ridurre i contagi. E guardando anche fuori dai nostri confini, le altre regioni d'Italia, quelle anche in zona rossa, gli altri paesi europei, Germania, Inghilterra, guardando anche al fenomeno tutto sommato preoccupante delle varianti, che cosa ci dobbiamo aspettare secondo lei da qui alle prossime settimane? Sicuramente abbiamo fatto i conti con delle mutazioni cosiddette del virus che hanno facilitato la diffusione, a mio avviso, dell'epidemia, perché sicuramente quello che io posso comunque vedere nella realtà in cui lavoro, che il numero di contagi che abbiamo avuto in questa seconda fase è molto elevato. Sicuramente ha contribuito una parte, a mio avviso importante, anche una variazione, una mutazione del virus. Siamo di fronte a una situazione che può cambiare, come abbiamo visto, di settimana in settimana, di mese in mese, per cui, come continuo a dire, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a mantenerla alta, ed è una guardia con cui abbiamo visto possiamo convivere e potremo convivere, dovremo convivere ancora per un po' di tempo, fino a quando la grande armata delle persone vaccinate non raggiunge la maggioranza. Ecco, e qua apriamo il capitolo vaccini all'indomani della notizia tutto sommato shock di Pfizer, che appunto ha detto ai governi, ai vari paesi di non avere tutte le dosi a disposizione. Ieri sera c'è stata anche una nota formale del commissario Arcuri a Pfizer Italia. Quanto c'è da preoccuparsi, dottore, di fronte a questo annuncio inatteso del colosso farmaceutico? Io non credo che ci sia più di tanto da preoccuparsi, nel senso che sicuramente Pfizer è stato il primo, adesso abbiamo altri vaccini che stanno arrivando e lo sapevamo comunque che la strada della vaccinazione non è una strada comunque immediata, nel senso che intanto la vaccinazione ha dei tempi biologici per essere efficace che si aggirano intorno a circa un mese, quindi sappiamo che se si fa la prima dose adesso, la seconda dose si farà tra 3 settimane circa e poi si può essere ragionevolmente sicuri di avere un'adeguata immunità.
E poi c'è un problema anche industriale, per cui io non vedo dal mio punto di vista, visto che ci sia molto da preoccuparsi, nel senso che ci sono più industrie che stanno producendo i vaccini. Su questi tutti dovremmo contare, e sarà una questione probabilmente di spostare un po' più avanti il calendario della fine delle vaccinazioni, però dal mio punto di vista è ovvio che ci sono i problemi industriali con questi numeri. Sì, diciamo che non poteva essere altrimenti da un certo punto di vista. Lei si è già vaccinato come operatore? E qual è stata l'adesione nel suo reparto? Che sentimento vede anche tra i suoi colleghi? Io sono sempre stato un sostenitore dei vaccini, anche per una storia mia personale, ma l'adesione è stata altissima, nel senso che il personale medico ha un'adesione altissima. Adesso io non le so dire i numeri, però sostanzialmente la quasi totalità del personale medico e anche degli infermieri, soprattutto quelli del comparto sanitario che lavorano nel Covid Hospital, quindi hanno avuto il contatto con la realtà drammatica delle persone ammalate con il Covid, la risposta è stata altissima. Ecco, quindi questo è un ottimo segnale. E quindi cosa si sentirebbe di dire invece a quelli che comunque nonostante tutto non lo stanno facendo, soprattutto dalle case di riposo in generale non arrivano segnali sempre confortanti? Ci sono diversi operatori. Io quando si parla di sanità non credo che si possa parlare a me va bene così, va bene colà, eccetera. Siamo di fronte a una situazione, a una scelta etica e sociale per cui chi lavora a contatto con delle persone che siano dei soggetti fragili, come chi è nelle case di riposo, comunque ha un contatto quotidiano e quindi rischia esso stesso di essere il vettore, cioè colui il quale porta la malattia, per me non ci sono se, ma si deve vaccinarsi e basta, chiuso. Oppure uno decide di fare un altro lavoro, può andare a fare il boscaiolo, mi sembra che il suo messaggio, dottore, sia molto chiaro, molto tranchant. Senta, vorrei indagare invece con lei adesso in conclusione un altro aspetto. Per voi immagino la vita in quest'ultimo anno sia letteralmente cambiata. È un anno ormai che siete sul fronte. Si sente la fatica di questo anno? Sì, si sente perché è un anno senza interruzioni, nel senso che abbiamo fatto quei 2 mesi e mezzo circa a marzo, poi c'è stato un periodo relativo però dove si è cercato di ritornare di nuovo alla normalità, però dovendo di nuovo rimettere in moto la macchina sanitaria, e poi si è ritornati di nuovo in questa situazione e soprattutto ci si è trovati di fronte a una situazione che fino a quando non si sono resi disponibili i vaccini era una situazione in cui non vedevamo la fine del tutto, cioè siamo di fronte a una patologia, a una malattia che è estremamente diffusa, che può diffondersi molto rapidamente, che può essere letale e quindi ci obbliga a tutta una serie di comportamenti e di precauzioni e finché non vedi almeno la fine un po' posso dire, anche se con accenni molto diversi, penso che noi stiamo vivendo un po' quello che l'ansia quotidiana che hanno vissuto i nostri antenati quando c'erano le grandi epidemie, di cui ci siamo anche dimenticati insomma, nel corso dei secoli. 2 domande velocissime, dottore, poi la lascio. La prima è qual è l'età media dei pazienti che lei adesso sta curando, qual è la loro situazione? E poi un'ultima domanda, ma intanto questa, ci può chiarire questo aspetto, perché ovviamente se ne sentono di tutti i colori, ma vorrei proprio la sua fotografia esatta. È un'età media che è più bassa rispetto a marzo,
e quindi noi abbiamo tantissime persone che sono tra i 60 e i 75 anni, e quindi quella categoria di persone che è ancora anche attiva economicamente, ma anche attiva nei rapporti sociali, quindi verosimilmente più esposta a prendere il coronavirus. È un'età più bassa rispetto a marzo, verosimilmente perché a marzo la popolazione anziana non si sapeva ancora della particolare suscettibilità e della gravità della malattia, per cui era ugualmente esposta. Adesso vedo soprattutto le persone anziane che sono a casa, parenti, anche amici, eccetera, dei comportamenti molto responsabili, per cui riducendo i contanti vengono ridotti anche di ammalarsi. Però le persone ovviamente che sono socialmente ed economicamente attive, che sono comunque in questo range di età, vanno incontro più facilmente all'infezione e quindi anche le conseguenze gravi dell'infezione. Abbiamo avuto anche pazienti molto più giovani, anche di 40 anni. Ecco, e questo vale la pena sottolinearlo, non per fare allarmismo, ma per fare una comunicazione giusta e un richiamo vero alla responsabilità. Un'ultimissima domanda telegrafica. A giugno abbiamo visto tutte le immagini del Covid Hospital di Jesolo che si svuotava, i festeggiamenti del personale hanno fatto il giro d'Italia perché è stata una manifestazione genuina proprio di liberazione. Poi siete ripiombati anche voi nell'incubo sostanzialmente. Cosa ha provato in quel momento? Cosa ha pensato in quel frangente, dottore? In quel frangente abbiamo chiuso delle porte e c'è stata effettivamente una grande festa, anche se sapevamo che non era comunque finito il tutto, ma pensavamo dentro di noi tutti quanti che quel lavoro, quei reparti che avevamo visto, quelle persone che avevamo curato, il tutto non si sarebbe ripetuto. Eravamo e anche correttamente pervasi da un inguaribile ottimismo, ed era giusto così in quel momento, e nessuno, almeno per quanto mi riguarda, avrebbe pensato che saremmo di nuovo arrivati in questa situazione. È una cosa che temevamo, su cui ci si è preparati, e quindi assolutamente non ci siamo trovati impreparati da un punto di vista organizzativo. Insomma, la macchina sanitaria del Veneto, lo sappiamo, funziona in maniera eccellente, e per cui non ci siamo trovati impreparati. Però devo dire che in quel momento speravamo con tutto il cuore di non dover più ripercorrere queste strade. A questo punto, dottore, speriamo che la prossima volta sia davvero per sempre, per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto finora. La ringrazio davvero, dottor Toffoletto, grazie per questa tua testimonianza, per questa sua testimonianza e per il lavoro suo e della sua squadra. Grazie davvero a Fabio Toffoletto, direttore della terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Allora, ci sono diversi fronti aperti. Io farei così: vedo Ilaria Marchiori già pronta, vedo che è arrivato anche l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. Abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo qui e andiamo a Marghera. A dopo. Di nuovo in diretta anche per questo sabato. Vado subito a Marghera, all'esterno dell'unità di crisi, dove la vedete pronta sempre in prima linea la nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno. Tu sei sempre pronta, anche se non c'è la conferenza stampa, monitori il fortino, presidi. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, cerchiamo di seguire sempre con attenzione tutte le notizie che arrivano, anche quelle ovviamente dell'ultimo minuto. Io credo che oggi sia doveroso tornare a parlare di scuola. Perché dico tornare? Perché proprio da qui ieri c'è stata una protesta da parte di genitori, insegnanti e studenti, tra l'altro anche genitori proprio del comitato primario
priorità alla scuola, nella persona del rappresentante Davide Guerini, che chiedevano al governatore Zaia di riaprire al più presto la scuola, di poter far tornare i ragazzi delle superiori in classe, perché questa didattica a distanza li sta distruggendo, perché c'è bisogno di ritornare, perché sostengono che ci siano tutte le condizioni e si possa fare. Il governatore poi ha risposto proprio nel corso della conferenza che per lui è stata comunque una sconfitta scrivere questa ordinanza, che però se dal 1° febbraio, quando le scuole superiori qui in Veneto dovrebbero riaprire, la situazione non cambierà o comunque dovesse peggiorare, lui è pronto comunque a continuare con la chiusura. Dunque questo quanto ha detto il governatore ieri. Alla luce di tutto questo però ci sono state 2 regioni, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, in cui la situazione si è un po' ribaltata, un po' è un eufemismo, perché alcuni genitori del Friuli Venezia Giulia, gruppi di genitori, avevano presentato un ricorso al TAR e questo ricorso è stato accolto. Dunque di fatto è stata bocciata la regione, annullando l'ordinanza che era stata firmata dal governatore Massimiliano Fedriga, e quindi decidendo che si possono rimandare in classe i ragazzi, anche se comunque questa sentenza, è giusto dirlo, non ha un effetto immediato. La regione però Friuli è pronta comunque al contrattacco e già oggi sembra che venga firmata una nuova ordinanza che intende confermare la decisione della sospensione della didattica in presenza sino al 31 gennaio. Ora voglio dire perché il TAR ha preso questa decisione, perché secondo l'ordinanza, in poche parole, non si spiegherebbe, dice proprio il TAR, in modo sufficiente la relazione tra l'aumento dei casi e la frequenza scolastica, che è un po' quello che ci dicevano anche ieri qui i genitori, gli insegnanti, gli studenti stessi, un servizio che tra l'altro è andato anche in onda nei nostri telegiornali. Il provvedimento continua inoltre discriminerebbe la scuola rispetto ad altre attività aperte, e poi si parla del rischio di assembramenti fuori dalle scuole, quindi non direttamente collegato alla didattica, e delle misure ritenute sufficienti che sono state adottate invece in relazione al trasporto locale. Qui questo il caso che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda invece il Veneto, io naturalmente alla luce di questo ho immediatamente contattato Davide Guerini, che è uno dei genitori che fa parte del comitato priorità alla scuola, che proprio mi ha detto naturalmente in Veneto non si sono ancora mossi, ma stanno valutando quello che potrebbero fare. Dunque questo potrebbe accadere anche nella nostra regione. Il condizionale, Cristian, in questo momento è d'obbligo, perché ancora al momento non è stato presentato un ricorso al TAR, per cui attualmente non lo possiamo sapere. Questo però non significa che non si attiveranno a partire da oggi o comunque dall'inizio della prossima settimana, ma naturalmente è work in progress, perché certo, ovviamente lo scopriremo mano a mano se questo succederà. La decisione poi sarà immediata, perché anche, ovviamente i tempi sono stretti. Perché comunque parliamo di misure poi d'urgenza, quelle che vengono adottate normalmente dal TAR in attesa poi delle pronunce definitive. Ilaria, ti chiedo poi un aggiornamento di cronaca dal veneziano, da Mira, perché c'è una notizia molto triste che per certi versi ci ricorda. Prima abbiamo sentito il primario della terapia intensiva di Jesolo, non ce n'è bisogno insomma di ricordarcelo, però ci ricorda la gravità di questo virus. Che cos'è successo? Sì, no, invece forse c'è bisogno di ricordarlo, nel senso che anche per chi forse continua un po' a sottovalutare quanto accaduto e quanto sta accadendo, è il caso invece di ricordare quanto sta accadendo. Purtroppo la notizia di cui stiamo parlando è l'ennesima brutta notizia che arriva alla luce di quest'ultimo anno in cui c'è stato veramente un susseguirsi di brutte notizie, una storia
storia, un dolore nel dolore, perché è venuta a mancare anche la mamma del falconiere di Malcontenta Ivan Busso, che è mancato a 42 anni, papà di una bambina di 2 anni, proprio dopo essere stato colpito dal Covid. E ieri si sono celebrati i funerali di Ivan. Poco prima della celebrazione delle esequie, che sono state trasmesse anche online, come ormai spesso si sta facendo ultimamente per le cerimonie funebri a cui non possono prendere parte più di un tot di persone, e la famiglia è stata avvisata proprio della morte della mamma. Si tratta di Gina Smerghetto, di 65 anni, che è stata ricoverata a Mestre dopo Natale. È stata per circa una settimana in medicina all'ospedale All'Angelo, prima poi di aggravarsi a causa del Covid ed essere trasferita in terapia intensiva, dove poi si è spenta definitivamente. Dunque questa è un'altra tragica notizia, e una notizia che va a caricare ancor più di dolore una famiglia che ha visto scomparire più di una persona proprio a causa del Covid. Questa, come purtroppo ce ne sono state anche molte altre nel corso di quest'ultimo anno. Ilaria, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti importantissimi. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, tutti i dettagli delle notizie e l'evoluzione ovviamente. Cristian, scusami Cristian, ti correggo, sono con Paola Barbato oggi. Pardon, scusa Paola Barbato, che si trova appunto con Ilaria Marchiori. Grazie Ilaria, grazie davvero, grazie a te e Paola, un abbraccio, buon lavoro. Ecco, quindi come vedete le tematiche sono tante e anche molto complesse. C'è poi però la tematica economica. All'inizio avete sentito anche la sindaca di Maser, che ieri è stata al ristorante. Abbiamo visto, vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali le proteste più o meno, diciamo così, legali dei ristoratori. Fatto sta che la questione economica è profonda, che questi ristori arrivano, non arrivano, spesso non arrivano, e se arrivano sono pochi. È inutile, questa è la cronaca di quello che sta succedendo. Noi lo raccontiamo ogni giorno, perché da televisione del territorio, sul territorio, raccontiamo le storie del territorio. Per fare il punto di questa situazione siamo collegati con Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive, che sul tema dei ristori sta conducendo una battaglia durissima. In studio, saluto e ringrazio, c'è Pierpaolo Longo, che è consigliere della Federnuoto, è imprenditore, ha una palestra e una piscina, e fino al 5 di marzo siamo chiusi. Ancora chiusi, insomma, se la situazione era grave prima di Natale, quando adesso è drammatica. Assessore Marcato, buongiorno, bentornato su Antenna 3. Io partirei da qui, perché è necessario partire dal tema dei ristori. E lei in questi giorni ha suonato nuovamente la Gran Cassa, indirizzando vibrate proteste al governo. Quale governo verrebbe da dire in questo momento? Ma Assessore, ecco, a che punto siamo della notte? Ancora notte fonda, nel senso che oggi la CGA di Mestre dà un dato che io trovo davvero drammatico, e cioè fa il conteggio complessivo dei ristori che il governo ha dato al mondo delle imprese, e sono complessivamente 29 miliardi. 29 miliardi sono i ristori, mentre i mancati incassi delle nostre imprese sono complessivamente 423 miliardi. Il che vuol dire che i ristori hanno coperto di fatto il 7% dei mancati incassi. Quindi capite perfettamente che si tratta effettivamente di ristori, e cioè di sollievi momentanei che però non hanno nulla di strutturale per consentire alla nostra economia di riprendere. Cioè, se noi avremo una ripresa, come io spero e credo, nel 2021, sarà per la capacità di reazione che hanno i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri commercianti. Non sicuramente per quello che ha fatto
il governo o che non sta facendo il non governo in questo momento. Dopodiché, mi permette anche di sottolineare che se il sottosegretario del Partito Democratico, Achille Variati, tra l'altro ex sindaco di Vicenza, quindi uomo del territorio, arriva candidamente a dire che i ristori fanno fatica ad arrivare alle imprese perché c'è questa litigiosità all'interno del governo, io credo che con questa sia la pietra tombale di ogni attività politica, cioè un membro stesso del governo dice agli imprenditori che ormai da un anno rischiano di non vedere più la propria attività e quindi vanificati tutti gli sforzi di molti anni di impegno, dice ai imprenditori: guardate, non mi arrivano ristori perché noi stiamo litigando. Adesso, vi pare una cosa da paese civile questa? In un paese normale, con una cosa del genere, il governo si dimette, non aspetta che arrivi Renzi con il bazooka a tagliare le gambe su cui si siedono. E invece noi siamo qua in attesa. Io girerei la sua domanda, questa ultima sua domanda, a Pierpaolo Longo, che è imprenditore e ha appunto una piscina e palestra sostanzialmente, quindi è operatore del wellness, con cui avevamo già fatto un po' i conti anche della serva, eravamo entrati nel vivo, ecco. Ci faccia un po' il quadro aggiornato della situazione. Voi come impresa, quanti ristori avete ricevuto e quanto incidono sul vostro fatturato? A me fa piacere proprio condividere quanto ha detto l'assessore. Per il settore sport, giusto che abbiamo parlato di percentuali, i ristori hanno coperto, quando sono arrivati, perché ancora non stanno arrivando nella loro complessità, l'1,8, l'1,9% rispetto ai ricavi perduti. Per cui veramente stiamo parlando del mero ristoro forse per pagare le bollette di una delle utenze, senza contare poi che ci sono veramente famiglie e i famosi collaboratori sportivi che non vedono luce in fondo al tunnel, anche perché si avvicendano dichiarazioni di speranza che lasciano molto perplessi. È un settore che parte in difficoltà ad origine, una chiusura che ormai si protrae per circa 8 mesi, non ha flussi di cassa. Ricordiamo che poi la maggior parte delle nostre strutture sono società o associazioni non a scopo di lucro, per cui vivono della propria utenza. E l'aprire e chiudere è molto più deleterio del periodo che stiamo vivendo. Nel caso della sua azienda? Nel caso della quanto stiamo parlando? Ma noi effettivamente noi gestiamo addirittura l'impianto pubblico di Bassano del Grappa, per cui è una piscina medio-grande e devo dirvi su incassi mensili intorno ai 150-160 mila euro, parliamo di ristori che dovrebbero coprire poi i mancati guadagni e costi, parliamo di 5.000-5.500 euro, quindi veramente c'è l'impossibilità di andare avanti. Quindi siamo ad una percentuale irrisoria. Sì, non arriviamo neanche al 2,5. Esatto, adesso poi mi viene in mente il tema della famosa cassa integrazione. Il settore sportivo è normato da una legge antica, per cui la società non può anticipare la cassa integrazione come avviene in altri settori produttivi. Le mie ragazze, le mie dipendenti, effettivamente la cassa integrazione di ottobre l'hanno vista il 14 di gennaio. Manca quindi tutto il resto. 2 giorni fa. Esatto. Assessore, di fronte a queste difficoltà, che sono difficoltà estreme, come ne usciamo? È possibile una soluzione politica a questo punto? In tempi rapidi? Ma guardi, qui serve un cambiamento radicale, non di governo, ma di mentalità, di approccio. Cioè, noi abbiamo affrontato la questione economica, la crisi economica, facendo leva su due elementi, e cioè i fondi europei che sono stati messi a disposizione e un aumento del debito pubblico. Queste sono le due cose che noi abbiamo fatto, che il governo ha fatto per affrontare la crisi economica. In realtà noi con questi provvedimenti cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che appesantire ulteriormente il debito pubblico, che significa che se la nostra generazione e anche la generazione precedente
non è riuscita a fare le riforme strutturali che servono a questo Paese, perché c'era sempre questa zavorra del debito pubblico. Immaginate voi che cosa potranno fare le future generazioni con un debito pubblico che sarà enormemente ancora più pesante. Quindi saremo ancora più vincolati al debito pubblico, alle direttive europee, cioè noi non saremo in grado di muoverci nei prossimi anni. Che cosa poteva fare il governo? Che cosa avrebbe potuto fare il governo davvero di significativo e strutturale per quanto riguarda l'economia? C'erano degli elementi importanti. Allora, noi, visto che tra l'altro il governo aveva questa occasione straordinaria di poter governare in assoluta scioltezza, perché lo vediamo anche adesso, fa tutto con decretazione di urgenza e di fatto il Premier Conte, più che un Premier, è un imperatore assoluto. Allora, perché non hanno colto l'occasione, per esempio, per pagare alle imprese tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti del sistema economico, che ammontano a 70 miliardi di euro. 70 miliardi di euro che le amministrazioni hanno in cassa perché li devono avere, altrimenti sarebbero debiti fuori bilancio. E sarebbero 70 miliardi di euro di liquidità immediata. Perché non hanno fatto partire, usando il modello Morandi, le opere pubbliche approvate e finanziate, per cui non serve trovare i soldi, che ammontano a 80 miliardi di euro? Perché? Perché? Perché non abbiamo fatto la famosa spending review e che avrebbe consentito un risparmio nella pubblica amministrazione di 200 miliardi di euro? Perché non siamo andati a toccare questi gangli istituzionali? E invece abbiamo preferito aumentare a dismisura il debito pubblico, dando dei ristori che sono insignificanti e lasciando la struttura del nostro Paese in una crisi ancora maggiore rispetto a quella degli anni passati. Io la trovo una follia. Aggiungo un tassello, Assessore, guardandovi entrambi, perché comunque ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali, tra l'altro pronte a partire, quindi qui rischiamo grosso. Anche qui non c'è la possibilità, marcato una possibilità politica, istituzionale, di fermare, di sospendere o di cambiare qualcosa anche in questa procedura che sembra inevitabile. Ma bisogna dire ai parlamentari che siedono negli scranni parlamentari e che sostengono il governo che queste cartelle esattoriali vanno fermate, perché è immorale che lo Stato ti faccia arrivare le cartelle esattoriali e lui non paghi alle aziende 80 miliardi di debiti. È immorale. Tu Stato devi essere tu per primo a pagare i tuoi debiti con le aziende e poi andrai a chiedere i debiti delle aziende nei tuoi confronti. A che titolo? Non ha nessun titolo lo Stato di fare questo. Se lui prima non paga tutti i debiti con le aziende, non ha titolo per chiedere i debiti delle aziende nei confronti dello Stato. E i parlamentari veneti dove sono? Dove sono i parlamentari veneti? Che cosa li paghiamo a fare? Che cosa li paghiamo a fare? Longo, questa problematica delle cartelle esattoriali e in generale di tutto quello che gravita attorno all'Agenzia delle Entrate e quant'altro, come la affronterete? Perché comunque molti impianti natatori, molte palestre si sono indebitate anche recentemente per adeguarsi alle varie normative anti-Covid, quindi qua si aggiunge un altro paradosso, lo dico guardando anche l'assessore. Ecco, come vi ponete in merito a questo? No, come si diceva, la situazione è grave. Io richiamo un po' anche le parole del sindaco di prima di Masere e ringrazio anche l'assessore per quello che sta sottolineando. Non ci sono più flussi di cassa, cioè le associazioni sportive girano i ristori per pagare le tassazioni. Addirittura ci sono realtà dove
le competenze economiche personali di chi gestisce l'impianto vengono messe in gioco per tenere l'impianto aperto. Qual è la soluzione? Che le associazioni e le società sportive chiudano o addirittura falliscano. Teniamo presente che già in Regione Veneto si parla del 30-40% di associazioni e società che non riapriranno né il 5 né in futuro. Quindi 3 aziende su 10. Esatto, e questa percentuale, se andiamo al... Posso interrompere un secondo? Prego. Vi do una notizia che mi rendo conto che non salva il mondo ovviamente, però a fine gennaio partirà, visto che abbiamo un autorevole esponente di quel mondo, a fine gennaio partirà un bando con risorse regionali e in parte risorse di Union Camere di complessivi 17 milioni di euro, un bando che darà dei contributi a fondo perduto, e nell'elenco dei codici ho voluto inserire anche le piscine, gli impianti sportivi, insomma, e similari. Quindi ovviamente non saranno cifre esorbitanti, però insomma noi tutto quello che riesco a raccimolare, a raccattare dallo Stato, in Regione, in bilancio, ovunque, io lo sto dedicando alle nostre imprese. Quindi lo anticipo ad Antenna 3 che ci sarà questo bando a fine gennaio. Ovviamente appena avremo tutti i dati vi passeremo le informazioni del caso. Un bando, quindi Assessore, da 18 milioni di euro, sì. Che va a intervenire sulle spese in conto capitale, spese in conto corrente, su cosa? Noi diamo un contributo una tantum, punto. Non ho voluto declinarlo troppo, perché altrimenti ci mettevamo 20 anni per liquidare i soldi. Quindi sarà molto semplice, si partecipa, ovviamente ci sarà il bando, ci saranno tutte le modalità, ma sarà molto molto semplice, basta avere l'attività. Questo è molto importante, perché comunque i bandi regionali solitamente sono appunto su graduatoria, c'è la presentazione di progetti particolari, penso ai progetti che a valere sul Porfesser e quant'altro. Questo è un contributo una tanto che vogliamo dare per un minimo di sollievo, insomma, ecco, perché io continuo a farli, cioè, ogni volta che trovo 1 milione di euro io faccio un bando e lo butto nel sistema economico a fondo perduto per dare una mano alle nostre imprese. E tra l'altro c'è da dire, perché bisogna essere anche su questo, che poco prima di Natale le associazioni di categoria avevano rilevato anche il ruolo delle amministrazioni locali, perché poi non solo la Regione ma anche molti comuni del Veneto, per non dire tutti, sono corsi ai ripari, hanno fatto degli accordi con delle banche, sono andate anche oltre il loro ruolo, diciamo così, classico, proprio per metterci una pezza, però appunto probabilmente, vista la situazione, non riusciamo più di tanto ad andare avanti in questa situazione. Ecco, di fatto lei, Assessore, ha anticipato quella che doveva essere la mia domanda, quindi la Regione cosa può fare di più, e c'è questo bando. Per il momento c'è questo. La Regione poi in realtà traghetta anche diverse risorse comunitarie a livello di programma operativo regionale di POR. Anche qui avete fatto delle operazioni nel corso del 2020, ne ha altre in mente per il 2021? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lei tenga conto che nel 2020 io ho drenato tutte le risorse che avevo, e di bilancio regionale e di fondi europei, le ho drenate tutte sulle aziende toccate dalla pandemia. Tutte. Abbiamo fatto un piano davvero molto importante e corposo, e devo dire che ha avuto successo, nel senso che, ahimè, tutti hanno fatto richiesta, perché tutti erano stati in qualche modo toccati dalla pandemia. E adesso stiamo lavorando ovviamente ancora per dare ulteriori risorse alle nostre imprese. Adesso esce questo bando, ne uscirà un altro a breve che non voglio anticipare, perché lo stiamo ancora definendo. Io continuo su questa strada, continuo a battere cassa con lo Stato. Abbiamo chiuso un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico che prevede investimenti davvero molto importanti per le aziende che fanno innovazione
del proprio sistema produttivo. Noi mettiamo una parte e poi il Ministero mette una parte consistente dell'investimento. Io tutto quello che è possibile fare io lo faccio, chiudo accordi, rompo le scatole, perché credo che un amministratore locale questo debba fare, insomma, questo debba fare. Assessore, solo un'ultimissima battuta, le chiedo così un pronostico su quello che avverrà tra lunedì e martedì a livello romano. Ho capito che non è molto interessato alle dinamiche di Palazzo, però dobbiamo farci i conti. Cosa succederà tra lunedì e martedì? Si troverà la quadra, il governo resisterà all'onda d'urto? Questa parlamentarizzazione della crisi a cosa ci porterà? Le rispondo così: la mia speranza è che non si trovi una quadra e si vada al voto per chiedere al popolo che cosa vuole, e per avere un governo sia di destra o sia di sinistra non importa, ma un governo autorevole e che abbia la forza per prendere decisioni importanti. Questa è la mia speranza. Ahimè, conoscendo le dinamiche romane e conoscendo le liturgie della politica di questo malandato paese, io credo che alla fine o da una parte o dall'altra riusciranno a trovare una mediazione, che sarà una mediazione a ribasso, perché chiunque, anche un bambino di 3 anni, capisce che un governo sostenuto da Mastella non può essere il governo illuminato, no, del secolo. Così come se dovesse esserci una retromarcia di Matteo Renzi, avremmo comunque un governo massacrato, violentato, che arrancherà giorno dopo giorno. Ecco, noi noi territorio, noi imprese, abbiamo bisogno di tutto tranne che di un governicchio, e ahimè credo che alla fine, siccome qua tutti tengono famiglia, è inutile che ci nascondiamo, poi la verità è solo una, che il 99% dei parlamentari che oggi siedono alla Camera o al Senato, in caso di elezioni, non ritornerebbero più là. E il segreto è tutto qua. È inutile che dobbiamo dare un'aurea etica o di alta politica alla mediazione che stanno facendo. La verità è solo questa. Lei dice la crisi colpisce tutti, insomma. Ecco. Ma guardi, io vorrei fare una prova. Io vorrei fare una prova e dire ai parlamentari: vi garantiamo comunque il posto. Andiamo a casa dopo 2 giorni. Questa è una bella provocazione, Assessore. Ecco, prima di salutarla, volevo metterla in contatto solo per un attimo, perché lo vedo già posizionato, Andrea Penzo Aiello, che è il presidente di Veneto Imprese Unite. È di fatto l'associazione che ieri si è occupata di portare avanti la protesta pacifica, legale, sicura in centinaia di locali del Veneto, perché poi l'indice di adesione è stato altissimo, mi pare ben 8.000 locali a livello regionale. Buongiorno innanzitutto Aiello, bentornato su Antenna 3. Buongiorno. Ecco, chiedo a lei, Assessore, è una protesta, ieri ci sono stati 2 fronti di protesta, c'è chi ha aperto senza, diciamo così, c'è chi ha aperto in maniera effettiva, reale, chi ha fatto una protesta più, diciamo così, silenziosa e legale. Lei da che parte sta? Ma allora, io da uomo delle istituzioni non posso dire che chi non rispetta la norma, la regola, fa bene, perché sono un uomo delle istituzioni. Dopodiché, se lei mi chiede se la protesta era legale, no, se era legittima, sì. Perché è del tutto evidente che noi stiamo scaricando l'incapacità di gestire la pandemia sui nostri artigiani, sui nostri commercianti, sui nostri ristoratori, su chi gestisce una palestra o una piscina. Questo è il dramma. Allora, supponiamo che l'RT o comunque la gravità di questa pandemia resista ancora per 1 anno. E che cosa facciamo? Chiediamo ai ristoratori di rimanere chiusi per 1 anno? Chiediamo alle palestre di rimanere chiuse per 1 anno? C'è tutto il mondo, per esempio, dello spettacolo, che non ha preso un centesimo da 10 mesi. Ricordo che la ristorazione aveva iniziato a soffrire ben prima dell'8 marzo,
che è stato il giorno dell'inizio del lockdown, perché io ho incontrato i ristoratori a febbraio, questi mi dicevano guarda noi abbiamo disdette del 50-60%, certo. Quindi questi in realtà è un anno che soffrono. Che cosa facciamo? Li teniamo chiusi per un altro anno con la speranza che poi riaprano con i soldi del Monopoli, perché poi questa è la verità. E qua torniamo al nostro titolo in sovraimpressione, crisi senza fine, chi vaccina l'economia. Diciamo che non possiamo aspettare il vaccino completo, l'immunità di gregge per riaprire, perché sarebbero solo macerie. Assessore, io la ringrazio per questo suo intervento, grazie davvero. Ci aggiorniamo ovviamente alla prima occasione possibile, anche per capire magari in occasione del bando come funzionerà. Comunque ci ha dato un'importante notizia. Grazie all'assessore regionale. Grazie a voi, mi permetto di fare un grosso in bocca al lupo ai due imprenditori. E penso che gradiscano particolarmente. Grazie Assessore, grazie arrivederci, buon lavoro. Allora, facciamo così, avete visto quindi già Andrea Penzo Aiello, tireremo un po' le fila della 2 giorni di mobilitazione che ha visto appunto 8.000 imprese, 8.000 locali soprattutto del Veneto allineati, è stata una mobilitazione importante in tutta sicurezza, questo va ribadito. Ritorniamo poi anche a parlare di piscine e palestre, perché è un lungo inverno per le piscine e le palestre con Longo. Subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare dell'economia ai tempi del Covid. Lo avete visto poco fa, Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite, reduce da 2 giorni di mobilitazione a 360 gradi. Aiello, l'abbiamo seguita nel corso dei nostri telegiornali, mi pare che la risposta sia stata buona da parte di molti locali in tutto il Veneto. Sì, esattamente. Innanzitutto ci tenevo a rassicurare l'assessore Marcato, perché probabilmente non aveva capito esattamente il discorso. La nostra manifestazione era completamente legale, perché noi in quanto associazione di imprenditori ci teniamo a poter manifestare rispettando comunque sempre le regole. E quindi volevo fare questa piccola rassicurazione, visto che anche spero di aver modo a breve di poterlo incontrare, visto che il bando che sta per pubblicare arriva anche a seguito di una serie di richieste che abbiamo portato noi come associazione, sia all'assessore Caner sia direttamente al governatore Zaia. Detto questo, appunto i numeri sono stati importanti, l'adesione è stata massiccia e soprattutto è arrivata a fronte invece di una bassissima adesione alla manifestazione non legale. Non perché io avessi qualcosa contro i nostri colleghi che comunque giustamente hanno bisogno di esprimere il loro malcontento, ma perché penso che la nostra categoria comunque meriti rispetto, e per meritare del rispetto bisogna però dare un rispetto delle norme. Assolutamente, diciamo che avete scelto 2 forme diverse di protesta alla fin fine. Infatti poi fin dall'inizio lo abbiamo messo in chiaro, però diciamo che avete avuto difficoltà un po' a scindere i vari piani in questi giorni, siete stati molto spesso, comunque è andata tutto bene, nel senso che anche lo stesso comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, ci ha detto che non c'è stata nessuna contravvenzione, diciamo, nessuna multa. Esatto, diciamo che comunque alla fine siamo la stessa categoria e manifestavamo per gli stessi motivi, quindi comunque l'importante è aver fatto un po' di rumore, aver fatto parlare di nuovo di noi e quindi speriamo di aver in questa maniera suscitato un po' l'opinione pubblica che ci aiuti magari ad arrivare alle decisioni giuste da parte del governo. Abbiamo parlato anche noi ieri sera con la Polizia Locale, perché ci siamo assicurati che tutto si fosse svolto nel pieno della legalità, ci hanno detto che comunque la cosa è andata molto bene, anche i cittadini hanno partecipato in maniera positiva, nessuno che cercava di entrare nei nostri locali o che cercava in qualche maniera di venire da noi a consumare, quindi è passato il messaggio giusto e soprattutto comunque tendo a sottolineare che quella di ieri era il punto finale, la parte più importante per noi si è svolta il giorno prima quando abbiamo incontrato i prefetti del Veneto, esatto, ai quali abbiamo chiesto una collaborazione che partirà la settimana prossima su dei temi che ormai sono fondamentali e questa collaborazione è la soluzione più forte, perché è l'unica cosa che ci permetterà di riuscire a raggiungere le istituzioni governative e portare a casa dei risultati veri. Ecco, Aiello, solo una questione tecnica, abbiamo l'audio un po' disturbato, non so se per caso c'è un televisore aperto o qualcosa di...
No, ho il problema che stiamo comunque in locale, perché stiamo lavorando per esatto, sport, perché qualche ecco, rumore di fondo purtroppo. allora va benissimo, perché ovviamente lei si è adeguato, come tanti locali, all'asporto. Asporto che, va detto, non basta a colmare le perdite. Asporto che nel migliore dei casi può coprire circa un 20-30% del fatturato abituale, considerando che il 50% del nostro fatturato di solito va in spese fisse, comunque apriamo in perdita. Quindi ovviamente è più che altro un modo anche per noi per mantenere il contatto con i nostri clienti, e perché comunque siamo attività abituate a stare in mezzo alla gente, e quindi anche a livello psicologico questa chiusura prolungata ci rischiava di fare male a molti di noi, quindi ci stiamo reinventando. Sicuramente non è la soluzione, ci può aiutare magari a resistere altre 2 o 3 settimane, però poi bisogna arrivare a convivere probabilmente con il virus e cercare un modo di fare apertura di nuovo, come diceva anche il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miotto pochi giorni fa. Ha detto che ormai bisogna ricominciare a convivere col virus e ristabilire delle aperture un po' più diffuse, perché altrimenti non è sostenibile. Perché altrimenti appunto non se ne esce, e penso che l'autonomia sia finita già da un bel po' lungo, o no? Direi proprio di sì, anzi diciamo che finita l'autonomia si è vissuto con la speranza della riapertura al termine dello scorso DPCM, e soprattutto anche diciamo sulle promesse che la parte governativa, in particolare il Ministero dello Sport, basandosi proprio sull'incapienza dei fondi per i ristori, ci aveva poi comunicato. Confermo anche, come diceva il signor Aiello, effettivamente anche nello sport sta prendendo contatto il Comitato Tecnico Scientifico, perché per loro l'asporto equivale alla provocazione di nuotare uno in corsia, cioè non è pensabile che le nostre strutture possano rimanere aperte con un carico di flusso estremamente basso, esiguo, perché ricordiamo che sono costi molto alti. Ecco perché, torno a dire, la necessità del controllo che noi operatori possiamo mettere in atto forse previene, prescrive proprio 2 dati fondamentali, quindi il distanziamento e il calzare la mascherina, che ad oggi mi sembra, ma non sono un medico, non sono un biologo, siano veramente i presidi che prevengano quella che è, per evitare proprio il contagio. Ecco perché secondo me le nostre strutture legate allo sport sono le prime, passatemi il termine, autorità che sulla propria utenza e per tutela della propria utenza possono essere in grado di monitorare i flussi. Ricordo che le nostre strutture, ci sono strutture di 200, 400, 1000, 4000 metri, sono disposte ad aprire calmierate mantenendo oltre il distanziamento sociale richiesto. E Aiello, archiviate con successo 2 giorni di mobilitazione. Avete in mente qualche altra iniziativa da qui al breve periodo? Allora, diciamo che adesso appunto arriva la parte in cui si lavorerà un po' sotto coperta, quindi cominceremo a discutere frequentemente con le prefetture per trovare una soluzione da 2 o 3 punti che abbiamo trovato probabilmente un modo per portare avanti insieme. Oltre a tutto questo, da lunedì cominceremo invece a proporre alla Regione Veneto un altro progetto che stiamo cercando di sviluppare per dare comunque una mano al settore degli eventi e per aiutare di contro anche la Regione, che magari necessita di persone che gestiscano tutto quello che sarà la fase della vaccinazione. Eventualmente potremo parlarne meglio nei prossimi giorni, appena tutto quanto pronto. Ecco, quindi diciamo che vi muoverete dal punto di vista più che altro istituzionale. Adesso avete giocato soprattutto da un punto di vista comunicativo, giustamente, politico, adesso cominciano i contatti, se vogliamo, istituzionali. A proposito di politica, le chiedo un'ultimissima cosa, poi la lascio il suo lavoro. Per un imprenditore che fatica a tirare avanti, a arrivare alla fine della giornata, si industria, quindi c'è l'asporto, c'è da rivedere lo spazio del locale, c'è da rivedere l'impostazione di vita in generale, non solo quella imprenditoriale e professionale. Che effetto fa vedere queste beghe romane? Le chiedo che sensazione prova di fronte a una discussione politica che spesso prescinde dalla realtà.
diciamo che la nostra fortuna in questo momento è che veniamo da 9 mesi in cui la politica italiana ha perso qualsiasi credibilità nei confronti degli imprenditori, che comunque sono 9 mesi che fanno promesse che poi vengono completamente deluse. Quindi apriamo le braccia davanti a quella che è l'ennesima mancanza di rispetto verso una categoria come le nostre, che appunto aspettavano in questi giorni, avevamo parlato anche con il sottosegretario dello sviluppo economico pochi giorni fa, aspettavano in questi giorni tutte le firme sul decreto di Stadi Quinquer, e quando vediamo che per questo di principio qualche politico rischia di far cadere il governo e non mettendo la possibilità di firmare poi i decreti, apriamo le braccia sconsolati, ma ormai purtroppo abituati da 9 mesi di gestione scellerata da quella che è la politica. Diciamo che da questo punto di vista prevale un po' la rassegnazione. Aiello, siamo sconsolati. Ecco, la definizione, la sintesi è perfetta. La ringrazio, grazie, e ovviamente ci aggiorniamo sulle vostre prossime mosse. Grazie ad Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Le faccio la stessa domanda a Longo, nel senso che appunto di fronte a questa ipotesi, che non è tanto un'ipotesi, mi pare di capire, di 3 palestre, 3 impianti su 10 che rischiano di non riaprire al 5 di marzo, ammesso che sia quella definitiva poi la data del 5 di marzo, ammesso questo. Ecco, che effetto fa vedere questa litigiosità a Roma? Aumenta il dramma sul dramma, nel senso che il grande problema è stato proprio questo altalenarsi di non certezza. Ricordiamo che siamo partiti a marzo dell'anno scorso, dove si ventilava la riapertura dopo un mese, dopo è stata prorogata giustamente per tutto quello che è accaduto, nella piena consapevolezza che l'emergenza c'è, il virus circola, però la mancanza di poter guardare al futuro con una piena consapevolezza di quello su cui potremo basarci è drammatico. E lo stesso appunto termine del 5 marzo ci preoccupa, perché le nostre strutture non si aprono e si chiudono come una macchina che deve essere avviata o spenta. Io cito semplicemente magari le piscine, che attualmente sono vasche vuote. Se io dovessi riaprirla, devo mettere in gioco dai 20 ai 30 mila euro solo per riarmare l'impianto, nella speranza poi che l'utenza, che fino ad oggi è stata la nostra più grande soddisfazione, perché giustamente ieri le persone sono andate nei locali, noi ricordiamo che abbiamo i nostri sportivi che ci sostengono a gran voce. Io devo dire che già dal 2-3 gennaio arrivavano delle email in cui ci chiedevano il momento di riapertura, quindi la grande difficoltà è il non poter dire se e quando chiuderemo, con tutta la più buona volontà di sopravvivere a questa crisi economica. Il titolo che avete fatto passare prima è una vera realtà. Siamo arrivati al punto di cercare la sopravvivenza nel pagamento di quelli che sono gli oneri pur di ripartire, e l'imbarazzo della giornata di ieri di cui ho letto questa mattina e quant'altro, che si rischia di essere multati perché si vuole lavorare. Credo che si sia raggiunto un paradosso incredibile, e lavorare in sicurezza, perché ricordiamo, come si citava prima, a maggio noi abbiamo fatto degli ingenti investimenti proprio per garantire la sicurezza. Dopo ci troviamo con queste novità della domenica sera e del lunedì mattina, le conferenze stampa che citano una crisi di governo su presupposti quantomeno sicuramente condivisibili, ma poi di fatto, l'ha detto anche l'assessore Marcato, prendono in giro la pelle di chi la ricchezza e il lavoro lo produce, e il Veneto, insomma, in questa scena è una delle regioni che può vantare. E come cambierà il mondo del wellness, del fitness? Perché diciamo una cosa, quando cambiano le abitudini è sempre un problema poi ritornare anche all'abitudine, quindi ritornare in palestra. Non è che il 5 si apre e tutto torna come prima, perché ci sarà chi avrà problemi a pagare l'abbonamento, perché comunque la crisi coinvolge tutti, è un dato di fatto. C'è chi magari si è attrezzato con una palestra in casa, c'è chi semplicemente ha ancora paura del virus e quindi se ne resta a casa. Diciamo che non basterà riaprire, servirà un'opera di convincimento,
su più piani. È un punto focale questo, la riapertura non è assolutamente scontata. Noi come Federazione Impianti Gestione stiamo già, a dire il vero, da più di qualche mese ragionando sul cambio di quella che è l'offerta al pubblico, perché faccio anche un esempio molto pratico, gestendo i corsi per i ragazzini, i bimbi, su cui per noi è un grande investimento, dato per scontato che il virus continuerà ad esserci e con gli isolamenti preventivi la frequenza alle piscine, alle palestre o alle attività sportive potrebbe soffrire proprio di un blocco per protocollo di sicurezza, per cui noi che gestiamo poi l'apparato didattico non possiamo pensare di fare carico alle famiglie di abbonamenti che poi per protocollo non possono essere esauriti. Ecco che cambierà tutta quella che è l'offerta in maniera epocale, confidando poi che l'utenza abbia quella fiducia e quel minor timore. Io non lo do per scontato, perché l'abbiamo visto purtroppo a giugno, a luglio, dove diciamoci la verità, non è stata un'estate brillante, è stata un'estate del forse legata molto anche all'esigenza, perché non avendo le scuole, chi gestiva i corsi e le attività per i ragazzi ha dato un'alternativa all'esigenza dello stare a casa, però effettivamente è un problema che ci stiamo ponendo, e ricordatevi che noi, lo sport vive di aggregazione, è un dato di fatto, che sia controllata, che sia sotto protocollo, però questa è la nostra realtà. Non possiamo pensare al famoso lavoro individuale, che è una parte del settore, ma molto, pensate a tutti gli sport di squadra, nel nostro caso per esempio nell'attività degli agonisti, ecco, c'è di dire anche questa cosa. Parlando di Olimpiadi o campionati mondiali, ricordiamoci, stiamo bruciando una generazione di atleti, perché le prestazioni agonistiche, è un dato di fatto, sono in calo sotto tutti i limiti oggettivi, ma proprio perché non ci sono le strutture che riescono a garantire gli allenamenti. E anche questo è un aspetto molto importante, perché poi quando parliamo di formazione, parliamo di scuola, parliamo di quanto stanno perdendo anche i nostri studenti nelle fasce più giovani, pensiamo agli sportivi, agli aspiranti atleti del domani. Anche questo è un aspetto molto, molto interessante. Grazie Pierpaolo Longo per questa testimonianza, per questi messaggi. Ovviamente in bocca al lupo, noi comunque continuiamo ad aggiornarci, perché chiaramente teniamo monitorati tutti i settori, soprattutto quelli più in difficoltà. Io adesso vi porto per un attimo a Crevada. Continuiamo a rimanere sulle proteste, perché ieri sera c'era il nostro Lucio Zanato, è andato a sentire alcuni ristoratori, questo in particolare, che hanno tenuto aperto, quindi le due facce della protesta. Abbiamo sentito Penzoiello, Veneto Imprese Unite, quindi l'hashtag Io apro in sicurezza, la protesta, diciamo così, pacifica, legale. Questa è la protesta invece più ruspante, e qui i ristoratori hanno anche in alcuni casi visto la polizia, verbali e quant'altro, quindi ci sono state anche delle multe combinate qua e là nel Veneto. Vediamo ieri sera il reportage del nostro Zanato. Mi trovo in diretta a Crevada, questa è la locanda Vettoretti che noi abbiamo già raccontato quando l'altra volta ha deciso di tenere aperto, se ricordi, con prima azione di protesta. Stessa cosa per quanto riguarda questa sera, e allora noi entriamo così facciamo vedere che non solo la locanda, diciamo, è aperta, ma è piena di gente che sfida praticamente i 200 euro di sanzione per solidarizzare con i ristoratori. Claudio Vettoretti, intanto buonasera, l'altra volta ci siamo visti, la protesta dell'altra volta è servita a qualcosa? Mi pare di no? Buonasera, no, la protesta non è servita a nulla, però questa settimana, quando ho visto che a livello nazionale ci si impegnava per un paio di giorni di protesta, ho ritenuto doveroso partecipare, sempre nel rispetto degli di evitare assembramenti e di mantenere i distanziamenti, però il governo deve capire e deve imparare, quando fa un progetto deve progettare quello che fa e non può decidere oggi per adesso o domani per ieri, ma deve dirci con chiarezza
quando e come aprire e come chiudere, dandoci il tempo di organizzarci. Il governo deve imparare a organizzarsi. È vero che lei ha deciso di fare questa operazione quando ha sentito di una ristoratrice di Bologna che ha detto io devo aprire perché non ho neanche più i soldi per mangiare? Sì, avevo letto la settimana scorsa notizia che ha 2 figli, ha un bar, non sa cosa dargli da mangiare, e lei ha detto io apro comunque e rischio quello che c'è da rischiare perché devo dare da mangiare ai miei figli, e io ho pensato che sono un po' più fortunato, ma è giusto partecipare, perché se tutti noi non partecipiamo alla fine il governo agisce come crede, bene o male, ma secondo me sta agendo molto male dal punto di vista economico. Perché ha deciso di aprire e non di tenere solamente le luci accese come ad esempio ha lanciato come proposta l'Ascom? Perché secondo me devi aprire, devi far vedere che tu non hai paura. Ovviamente io i rischi che corro sono disposto a pagare. E basta, io pago, decido di aprire perché dobbiamo lavorare. Il lavoro è un diritto costituzionalmente previsto, noi non possono impedirci di protestare, perché in che forma protestiamo? Andando in piazza non possiamo perché facciamo assembramento, no? Come possiamo far raggiungere la nostra voce? Apriamo in maniera civile mantenendo i distanziamenti e lavoriamo chiaramente oggi e domani e poi chiudiamo, perché speriamo che il governo recepisca le nostre istanze. Grazie a Claudio, però prima di cedere la linea volevo sentire anche qualche cliente. Buonasera. Senta, ma lei lo sa che stando qui rischia 200 euro? Sì. E allora perché lo fa? Non so, così per la compagnia, sì. Anche lei lo fa per solidarietà? Esatto. Secondo lei quale sarebbe la strada giusta allora? Quella che sta votando Claudio. Loro lavorano in Germania. Ecco, in Germania come funziona? I locali sono tutti chiusi, però tutti chiusi, sì. Ma allora lì la gente però non si lamenta? Momentaneamente, ma anche là sono al limite ormai, anche in Germania. Di nuovo in diretta, sono le 13:31. Abbiamo sentito già tante voci, stiamo componendo il puzzle di questo sabato di metà gennaio con un DPCM entrato in vigore che di fatto ci assegna per 2 settimane la fascia arancione. Abbiamo sentito il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, abbiamo fatto il punto con lui delle nuove vecchie regole e poi vi abbiamo raccontato soprattutto la protesta dei ristoratori, dei locali, le difficoltà del mondo dell'impresa in questo inizio di 2021 difficile sotto tutti i punti di vista, con una crisi di governo che incombe. La verità, il momento della verità tra lunedì e venerdì tra i palazzi del potere romano, tra Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama, dove il Premier si recherà per parlamentarizzare, così si dice, la crisi, e gli esiti sono ovviamente tutti quanti aperti. Per fare però il punto della situazione, sempre rimanendo ben ancorati al territorio, siamo qui con il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora sindaco, i temi sono tantissimi, ormai anche voi come amministratori locali siete sul fronte da un anno. Ecco, durante la pubblicità parlavamo di quello che avete fatto voi per sostenere le vostre imprese e il mondo dello sport. Comincerei proprio dal mondo dello sport, visto che abbiamo dedicato spazio. Avete fatto un bando specifico, ce lo vuole raccontare? Sì, è stato un anno difficilissimo e una delle categorie che hanno sofferto di più sono proprio le associazioni sportive, che sono andate veramente in crisi e qualcuna ha rischiato anche veramente di saltare. Abbiamo pensato a un aiuto straordinario, abbiamo messo in campo delle risorse molto importanti e fatto questa iniezione di denaro nelle casse di molte associazioni sportive, anche perché crediamo che con la ripresa lo sport abbia una funzione fondamentale, soprattutto per i ragazzi, no? Messi in crisi in questo periodo dove molti fanno la didattica a distanza. Crediamo nel valore sociale dello sport e quando appena sarà possibile lo sport deve ripartire alla grande. Aiuti poi che abbiamo pensato soprattutto anche per le famiglie, abbiamo messo anche nel campo del sociale tanti soldi, tanto impegno, tanti
tanti progetti. Mogliano ad esempio vive tanto di turismo, abbiamo 255.000 presenze all'anno e ci sono tante famiglie che lavorano nel campo del turismo che oggi sono in crisi e vengono a bussare naturalmente alle porte del comune. Lei qua tocca un fatto di cui si parla poco, ovvero Mogliano, l'Asse del Terraglio, Preganziolo, sono comuni turistici che hanno un numero enorme di presenze turistiche perché si gravita sul sistema aeroportuale di Venezia e di Treviso, si gravita molto su Venezia, ci sono degli alberghi storici lungo il Terraglio, a Mogliano ci sono state anche delle chiusure eccellenti. Voi l'avete sentita questa crisi, l'avete toccata proprio con mano? Assolutamente sì, tantissimi alberghi hanno proprio chiuso l'attività. Pochissimi resistono, ma la situazione è grave. Poi tutto l'indotto che lavora per il turismo, tutte le famiglie che lavorano e a Venezia e a Mogliano nel campo del turismo sono veramente in difficoltà. Dobbiamo assolutamente venirne fuori e aiutare queste famiglie e queste attività. Abbiamo pensato anche a un fondo impresa, abbiamo messo dei soldi a disposizione, fatto un accordo proprio con le associazioni di categoria della Confcommercio, con gli artigiani e queste risorse che abbiamo messo tramite dei finanziamenti sono state moltiplicate, abbiamo messo alla fine sono 240.000 euro insomma, a disposizione delle aziende per tener botta insomma, in questo momento difficilissimo per tutti. Il cosiddetto Treviso Fund. Sì, che a Mogliano è il Mogliano Fondo Impresa. Mogliano Fondo Impresa e immagino sia stato comunque preso d'assalto, sì, poi, sì, che le domande siano state tante. Assolutamente sì. Poi ripeto, ci siamo concentrati nell'aiutare tutte quelle famiglie che oggi sono in difficoltà, che non sapevano neanche dove era l'ufficio politiche e sociali del comune e che si sono costretti a venire in comune a bussare alla porta e a chiedere un aiuto proprio per arrivare a fine mese. D'altro canto siamo stati impegnati nella distribuzione dei fondi alimentari che ci sono arrivati da Roma. Abbiamo voluto fare una distribuzione fatta bene. Adesso ad esempio la distribuzione di nuovi fondi che arriveranno avverrà tramite una tessera, una carta tipo una carta ricaricabile che potranno utilizzare per fare la spesa alimentare. Quindi ecco, voi declinerete i nuovi fondi in arrivo in questa maniera, quindi con una carta comunale sostanzialmente? Sì, è una carta che ti permette di essere utilizzata nei vari supermercati e nelle varie attività che vendono alimentari. Perché lei, sindaco, di fatto ha toccato uno dei temi principali. Tante famiglie non sapevano nemmeno dove si trovasse, non dico il comune, ma l'ufficio dedicato, quindi gli uffici sociali del comune. Quindi significa che c'è stata un'esplosione di queste nuove povertà, le possiamo chiamare così? Assolutamente sì, un fenomeno che era assolutamente inimmaginabile e anche un lavoro extra per tutto il settore del sociale, un lavoro extra che è stato affrontato in maniera organica e sono stati dati tutti questi aiuti e continuano ad essere dati e poi stiamo vedendo anche quella che è una crisi sociale dal punto di vista del disagio psicologico che tanti soggetti hanno, soprattutto i giovani. Abbiamo visto durante l'apertura quest'estate, dopo il lockdown, fenomeni anche insomma, di atti di vandalismo, gruppi, bande, gruppetti, insomma, che proprio questa mancanza dello sport, no? Questa chiusura delle attività sportive dove i ragazzi fanno sport ma non hanno solamente un allenatore, hanno anche un educatore,
a livello psicologico hanno pesato tanto, e infatti abbiamo messo in piedi anche dei servizi di supporto psicologico per le persone. Abbiamo degli psicologi che possono essere contattati e sopperire, diciamo, aiutare, sostenere chi ha queste difficoltà. Quindi si dovrà molto lavorare su questo tema in futuro. Avete messo in piedi proprio uno sportello psicologico, quindi sostanzialmente rivolto ai giovani, ma in generale? Alle famiglie in generale e anche ai giovani. La mancanza di sicurezza, la mancanza di vedere un futuro sereno, la mancanza di serenità fa crescere le paure sempre di più, e anche questo fenomeno non deve essere sottovalutato. Tra l'altro parlava di vandalismo, mi è venuto in mente l'ultimo allo skate park a inizio gennaio. Sì, era proprio la sera di Capodanno, dove ci sono stati degli atti di vandalismo, ahimè. Perché di fatto poi questo disagio, soprattutto tra i giovani, da qualche parte va a finire fondamentalmente, deflagra in qualche maniera. Certo, ma anche solamente lo vediamo dalle spese di manutenzione. Abbiamo tantissimi atti, ahimè, vandalici su segnaletica, su situazioni che ci hanno fatto aumentare la spesa in questo senso. Pesa anche dal punto di vista psicologico il Covid. E che pesi, ce lo dice anche un'agenzia di pochi istanti fa. Il Covid ha moltiplicato in questi mesi attacchi d'ansia e depressione. Lo conferma l'ANS Emilia Laugelli, responsabile del centro antisuicidi voluto dalla Regione del Veneto nel 2012, quando si affrontò quei casi di imprenditori che si toglievano, ahimè, la vita a causa della crisi economica. Fa accapponare la pelle, perché adesso siamo messi ben peggio, questo possiamo dirlo senza il timore di essere smentiti, e si parla di un servizio subissato poi di telefonate, di persone truffate e quant'altro. Oggi appunto si registrano questi nuovi casi di disagio psicologico tra tutte le generazioni, e voi appunto come comuni quotidianamente affrontate queste questioni. Ci sono tanti temi sul tavolo, Sindaco, quindi le chiedo se rimane qui con noi ancora per un po', perché adesso ho un tassativo, devo lanciare la pubblicità, ma prima il meteo della nostra Alice Montagnier. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Una massa di aria gelida di matrice russa ha puntato l'Italia. Sul nostro territorio il tempo sarà buono e il clima davvero rigido. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 16 gennaio. Sul Veneto in questa giornata le precipitazioni saranno assenti. Vedete, il tempo sarà asciutto e stabile con un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi dappertutto, solo con qualche velatura. La nostra regione però dovrà fare i conti anche con questa ondata di freddo. Le temperature minime saranno sotto lo zero, marcatamente anche in pianura, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, cielo terso e limpido, senza nulla di particolare da segnalare. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui asciutto e soleggiato, cielo al massimo poco nuvoloso con qualche locale addensamento. Temperature minime sui -8 gradi, massime invece sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
Vi do un aggiornamento importante che arriva da Pfizer perché c'è un piano per limitare i ritardi. Ieri la notizia è esplosa, ci sono state le rimostranze formali del commissario Arcuri, il tema è quello dei ritardi nella vaccinazione. Dice la casa farmaceutica faremo in modo di anticipare i tempi, quindi la consegna tornerà al calendario iniziale dal 25 di gennaio. Questo dovrebbe servire a calmare anche gli animi in queste ore perché ovviamente questa notizia ha fatto esplodere diverse preoccupazioni. Adesso per noi c'è la pubblicità, ci vediamo subito dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo in studio con Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, con cui appunto stavamo parlando del difficile 2020 che i comuni si sono lasciati alle spalle e del complicato, incerto 2021 che abbiamo iniziato in qualche modo a vivere. Sindaco, abbiamo messo un po' in fila i provvedimenti che come Giunta Comunale avete adottato a sostegno del mondo dello sport, delle imprese e dei giovani. Ci ha anche detto che la sua preoccupazione, una delle sue preoccupazioni principali riguarda proprio le nuove generazioni, alle prese con la didattica a distanza, fuori da scuola e quant'altro. A proposito di giovani e di scuola, a Mogliano ci sono anche dei licei, ci sono istituti superiori. Come li vede questi giovani? Sono disorientati, preoccupati? Che idea si è fatto? Tra l'altro prima ne parlavamo con Ilaria Marchiori da Venezia, anche in Veneto potrebbe essere impugnata l'ordinanza del governatore Zaia sulla didattica a distanza, come è stato fatto in Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Qual è la sua impressione da questo punto di vista? Sì, la situazione è preoccupante. I ragazzi delle superiori a Mogliano abbiamo una scuola superiore che è il Liceo Berto, e anche la didattica a distanza sicuramente non è una didattica efficace e soprattutto interrompe quei rapporti sociali che sono essenziali per una crescita dei giovani, insomma, in serenità e armonia. Vediamo spesso comportamenti appunto particolari, strani, deviati, e bisognerà recuperare. Se i numeri ce lo permettono, leggevo che dal 1° di febbraio è importante tornare alla didattica perlomeno parziale in presenza, ed è importante che i ragazzi comincino il prima possibile una vita normale, proprio perché questo può pesare a lungo sulla loro psiche e sulla loro crescita, ecco. Qual è l'aspetto che la preoccupa di più? Si parla anche di dispersione scolastica, di disorientamento in generale fondamentalmente, nel senso che un ragazzo a casa è un problema fondamentalmente, si pongono anche tanti problemi relazionali, psicologici, lo abbiamo visto prima con l'agenzia del centro antisuicidi del Veneto. Collochiamo questo problema. Cos'è che la preoccupa maggiormente di questi giovani? È proprio la mancanza di perdere le buone abitudini sociali. I ragazzi oggi sono sempre più attaccati al telefonino, ai giochi online. Vedo anche, io ho un figlio che ha 15 anni, faccio veramente fatica a mandarlo fuori di casa anche da solo a fare una passeggiata, perché c'è questa tendenza a chiudersi e ad avere rapporti solamente virtuali tramite i social. E su tutto questo assolutamente la didattica a distanza non aiuta e non è efficace come dovrebbe essere efficace, e quindi anche il livello di apprendimento naturalmente dopo un anno che sei a casa in didattica a distanza, il livello di apprendimento non è sicuramente quello che si ha in presenza con i professori, con tutta la classe che lavora assieme, ecco. Quindi diciamo che alle sue preoccupazioni di sindaco si sommano anche le preoccupazioni di genitore. Questo per quanto riguarda le
nuove generazioni. Poi c'è tutto il capitolo anziani. A Mogliano c'è una struttura come il GRIS che è un centro di riferimento a livello provinciale e regionale. Lì com'è la situazione, come si sta procedendo sul fronte delle vaccinazioni? Allora, le vaccinazioni sono state concluse, è stato fatto il primo ciclo e fra 2 settimane verrà fatto il secondo, c'è stata una grande adesione, adesso partiranno i pazienti oncologici e poi si proseguirà con gli over 80. La vaccinazione è importante, creare l'immunità di gregge, diciamo, lo dicevano prima anche, lo diceva anche il medico che era in collegamento da Jesolo, se non sbaglio, è assolutamente la cosa importante da fare, che ci dà una speranza, che ci fa vedere, insomma, la luce in fondo al tunnel. Speriamo tutti, insomma, di arrivare a questa data di fine giugno per avere l'immunità della nostra regione, ed è quella che ci permetterà di non tornare come prima assolutamente, ma di ripartire e anche di uscire da questa crisi economica che è assolutamente incalzante. Sul lato sociale degli anziani noi abbiamo un centro anziani che ha più di 1500 iscritti, molto frequentato, che è chiuso ormai da un anno, e questa cosa incide anche sulla socialità e sulla vita sociale naturalmente delle persone anziane. Abbiamo molti anziani soli in casa e questo non è assolutamente un modo di vivere sano anche per chi è nella fase della terza età. Anziani e mi permetto di dire anche disabili. Anche questo è un altro capitolo, disabili che saranno vaccinati a partire, dicono le autorità regionali, anche quelle dell'ULSS, verso la fine di gennaio. Anche il mondo della disabilità è un mondo che ha bisogno di cure specifiche. Assolutamente sì, i disabili che sono presso il GRIS, perché c'è un padiglione che ha disabili gravi, sono stati vaccinati. Anche lì a Mogliano abbiamo ad esempio un laboratorio di pasticceria che fa lavorare i ragazzi autistici. Anche questo laboratorio ha dovuto, ahimè, chiudere, e sono tutte opportunità di crescita, opportunità educative per questa fascia debole dei ragazzi, delle persone disabili, che vengono a mancare. Quindi la pandemia veramente ha colpito a 360 gradi, e soprattutto i primi a rimetterci sono state le categorie quelle più deboli, quelle più fragili. Ecco, le chiedo, la priorità della sua amministrazione per il 2021 a questo punto qual è? Allora, noi ci siamo presentati 2 anni fa con un programma che abbiamo dovuto stravolgere. I comuni hanno dovuto rivedere completamente le loro priorità, i programmi, le linee di mandato sono state riviste. La priorità 2021 è quella di pensare al momento della ripartenza, a programmare in maniera omogenea e costante e mettere in campo delle misure proprio per far ripartire la città nella sua economia, nella sua socialità in maniera, insomma, importante. Ecco che appunto gli investimenti sul sociale sono fondamentali, investimenti sullo sport sono fondamentali, investimenti sulle quelle che sono le categorie economiche, le categorie produttive sono fondamentali. Ecco, tra l'altro parliamo di un comune, Mogliano, tra i più grandi della Marca e del Veneto, sostanzialmente cerniera di 2 territori, Marca e Veneziano, e quindi si sommano anche, diciamo, talvolta le problematiche di entrambi i territori. L'anello di congiunzione, l'ha detto lei benissimo prima, è il turismo che in questo momento non c'è. Se il turismo sta bene anche Mogliano, diciamo. Tra l'altro potremmo aprire anche tutto il tema dello smart working, dei centri servizi assicurativi che ci sono a Mogliano. Anche quello è un altro tema, ma ovviamente i fronti sono davvero tanti. Introduco gli altri 2 nuovi ospiti che ci hanno raggiunto, li saluto e li ringrazio. Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno a entrambi. Buongiorno a voi. Ecco, con
i nostri due nuovi ospiti volevo, sindaco, aprire la questione della crisi di governo, perché comunque noi stiamo facendo tutti questi ragionamenti in un weekend che è di caccia ai responsabili. Adesso si chiamano costruttori, in altri periodi storici venivano definiti voltagabbana. Insomma, è un fine settimana molto particolare dal punto di vista politico. Lei da amministratore del territorio, poi lei è in quota Lega, ma da amministratore del territorio soprattutto, cosa si augura a questo punto? Beh, non era proprio il momento giusto di fare una crisi di governo e di innescare questo momento difficile. L'augurio, insomma, è quello il prima possibile di risolvere questa crisi. Ahimè, vedo all'orizzonte solamente delle elezioni, di dare ai cittadini la possibilità di scegliere un governo capace, che possa portarci fuori da questa crisi economica e sociale enorme. Ripeto, per colpa di qualcuno che probabilmente ha voluto innescare la crisi anche forse per aumentare i suoi consensi, no? Per mettersi la coccarda di quello che ha fatto cadere questo governo che sta perdendo colpi, diciamo così. Ecco, questa smania di far crescere i consensi ha innescato questa crisi di governo che assolutamente in questo momento non era opportuna. Allora, Possamai, vengo da lei, che è rappresentante appunto autorevole del Partito Democratico, tra i più votati a centrosinistra alle ultime regionali. Se lo aspettava un epilogo di questo tipo? Ci eravamo sentiti anche le scorse settimane, eravamo in attesa della scelta di Renzi, poi mercoledì sera da Montecitorio appunto Matteo Renzi ha giocato a carte scoperte e di fatto ha ritirato le due ministre. Era scontato, non era scontato, e ora che cosa succede? Ci dica. Non era scontato, nel senso che in un momento come questo, io sono molto d'accordo con quanto ha detto il sindaco, tutto serviva tranne una crisi di governo, e Renzi si è preso una responsabilità pesantissima in un momento in cui siamo nel mezzo di una pandemia da un lato, e dall'altro, non dimentichiamolo, tantissimi cittadini soffrono una crisi economica e sociale che è sempre più forte. Come facciamo a pensare di poter, per esempio, noi continuiamo a chiedere la rapidità nel dare ristori? Già è stato difficile, abbiamo visto nei mesi scorsi con un governo pienamente in carica, come pensiamo si possa governare la complessità di una pandemia con un governo delegittimato e magari con il rischio addirittura delle elezioni a primavera, posto che le elezioni oggi è difficilissimo che si possano realmente tenere, anche solo per una questione legata appunto ad assembramenti, incontri. Abbiamo visto che state rinviate anche le regionali l'anno scorso, quindi sarebbe molto difficile, però è stata una scelta oggettivamente fuori da ogni logica in questo momento. Come finirà? Come ne usciamo, Possamai? Io spero che ne usciamo con una maggioranza in Parlamento, ma soprattutto che non sia semplicemente una maggioranza raccogliticcia, recuperando qualche senatore o qualche deputato in difficoltà, ma che sia una maggioranza che già oggi chiarisce che cosa vuol fare, perché il governo Conte può proseguire, ma può proseguire se chiarisce bene su che punti, per esempio, mi immagino io, su che fronti il recovery fund va speso, quali sono le priorità, perché non può essere semplicemente un vivacchiare. In questo momento non basta, in questo momento serve un governo legittimato veramente e che sia chiaro nelle sue azioni, nei suoi intendimenti. Io spero che si trovi questa maggioranza. Ma questo chiarimento, Possamai, deve coinvolgere anche Italia Viva? Perché in queste ore, per esempio, anche le stesse dichiarazioni di autorevoli esponenti di Italia Viva vanno verso, diciamo così, un riavvicinamento. Per lei sarebbe possibile un riavvicinamento con Matteo Renzi e con Italia Viva? Le due cose si devono scindere, cioè un conto è Matteo Renzi, un altro Italia Viva? Anche su questo lei che sentore ha?
Ma devo dire, sarebbe un ravvedimento molto rapido, ecco, nel senso che Renzi ha fatto una conferenza stampa non più tardi di 2 giorni fa spiegando che quell'esperienza era finita, quindi sarei molto sorpreso se nell'arco di 2 giorni cambiasse completamente idea. Come minimo dovrebbe fare profonda ammenda, spiegare dove, come e quanto ha sbagliato e dare garanzie vere su come prosegue un nuovo governo. Tutte condizioni che secondo me sono molto difficili da accogliere, ma sarebbero le condizioni minime anche solo per ragionarci. Scusi, non la voglio stalkizzare, però è chiaro che in questo momento è il Partito Democratico che in qualche modo è coinvolto da questa situazione, in particolar modo ovviamente. Ma l'ipotesi di allargare i responsabili, si fanno i nomi di Mastella, di Binetti, di quant'altro, quindi di persone, di rappresentanti politici con un passato noto, insomma. Ecco, come lo giudica? La imbarazza come giovane rappresentante del Partito Democratico o sono vie percorribili? Questo ritorno, diciamo così, di volti della Prima Repubblica, come lo avverte? È assolutamente evidente che non è il governo, neanche la maggioranza, ecco, dei miei sogni, nel senso che fosse per me, se fosse possibile, costruirei una maggioranza e costruire soprattutto un governo diverso. Purtroppo, o per fortuna anzi, i governi si fanno prima con i voti che arrivano dagli elettori e poi con i voti in Parlamento, quindi questo è il quadro. D'altronde di esponenti della Prima Repubblica in Parlamento ce ne sono tanti sia nel centro-sinistra sia nel centrodestra già oggi, cioè nel centrodestra c'è La Russa che era deputato nell'ultima parte degli anni 80 e la prima degli anni 90, da noi ci sono, mi viene in mente Zanda che era un deputato già nella Prima Repubblica, quindi la Prima Repubblica c'è già in Parlamento, non c'è soltanto una terra di mezzo, anzi la Binetti, con la quale condivido, devo dire, molto poco, è relativamente recente di esperienza parlamentare, nel senso che c'è entrata a metà degli anni 2000. Però detto questo, il punto è un altro, ed è che è evidente che in questo momento la questione è che non c'è un governo che nasce su una piattaforma chiara elettorale, perché il risultato delle elezioni di 2 anni fa è stato molto semplice, cioè l'Italia era spaccata sostanzialmente in 3 parti e quindi nessuno ha avuto la maggioranza per governare in Parlamento. Nella prima parte di questa legislatura hanno governato insieme Lega e 5 Stelle, quindi da questo punto di vista è evidente che non è il governo che sognerei, non è il governo che secondo me può fare alcune cose cruciali per il Paese, ma d'altronde oggi, in questo contesto, in questo momento, l'idea di andare alle elezioni semplicemente è impensabile. E sul recovery fund e sulla gestione della pandemia noi dobbiamo dimostrare serietà, per cui serve un governo e quindi oggi le condizioni date sono queste. Giustamente anche verrebbe da chiedersi se la Prima Repubblica non sia mai finta per davvero, insomma, verrebbe da chiederselo questo, ma qui apriremo un altro. Se vuole lo apriamo, io sono no, ma lo apriamo un'altra volta perché insomma dobbiamo rimanere sulla cronaca, perché altrimenti se cominciamo così. Ecco, e quindi arrivo da lei, Razzolini. Diciamo che in questo momento in casa centrodestra, almeno a livello nazionale, ci sembra essere maggiore coesione, anche se ci sono delle posizioni un po' differenziate tra Fratelli d'Italia e la Lega, per esempio, nel senso che Meloni sembra quella più propensa a elezioni anticipate. Ecco, il centrodestra, le chiedo questo, Razzolini, è così coeso come sembra o c'è qualcosa che scricchiola anche qui? Allora, c'è stato un comunicato congiunto per chiedere le elezioni. Fratelli d'Italia le sta chiedendo da tempo e la posizione è questa. Fa strano quando in passato magari con il centrodestra c'erano dei responsabili e c'era qualcuno che faceva poi far sì che ci fosse una maggioranza in Parlamento e venivano appunto chiamati con i peggiori nomi, proprio termini, per andare contro questi. Poi vediamo che c'era qualcuno che izzava nelle piazze gente col Vaffa Day perché bisognava essere puri, casti, non bisognava fare queste cose qua, e che oggi invece
è proprio l'incontrario di quello che urlava in passato. Mi pare anche che questo movimento chiedeva un vincolo di mandato, cosa che oggi non stiamo assolutamente vedendo. Sono d'accordo anch'io con Possamai che una crisi in questo momento assolutamente è pericolosa. Perché già il Covid e questa emergenza, questa pandemia dà delle incertezze molto molto pesanti per tutto il nostro sistema economico, produttivo, per i mercati. Figuriamoci poi da aggiungere una crisi di governo. Noi abbiamo aziende, ristoratori, il comparto turistico, gli impianti sciistici che comunque è stata rimandata all'apertura, e tutti i nostri artigiani, tutte le persone che lavorano, che stanno ancora attendendo ristori. Chi magari li ha presi in una forma molto piccola, che non riescono a andare incontro alle spese che hanno costantemente. E però apriamo una crisi, cioè non diamo i ristori o comunque diamo un aiuto molto ridotto, però apriamo le crisi. Cioè, con che lusso possiamo aspettarci questo? Cioè, questo veramente non va bene. A sto punto quello che Fratelli d'Italia chiede è un tornare alle elezioni, da dove poi molto probabilmente si allineerà una maggioranza decisiva per poter poi governare. Non siamo l'unico, in questo caso non saremo l'unico paese che va a votare in questo periodo nel 2021, ce ne sono anche tanti altri, e quindi non vedo nulla di problematico, anche perché, se non sbaglio, Renzi ha dichiarato che questa è una crisi che sta andando avanti da più di qualche mese, e di conseguenza non vedo perché bisogna continuare per altri mesi ad andare avanti con crisi. Bortolato, la Lega, ecco, entriamo in casa Lega, mettiamo insieme più dichiarazioni. C'è Matteo Salvini che appunto chiede di fatto elezioni anticipate. L'altro giorno però lo stesso governatore Zaia in conferenza stampa ha detto le elezioni anticipate sarebbero un trauma. Ovviamente anche Zaia, probabilmente da amministratore del territorio, sa quali sono in qualche modo anche i problemi di questa pandemia e i problemi di un eventuale voto. L'anno scorso ne abbiamo parlato tanto in vista delle elezioni regionali. Ecco, quindi diciamo la Lega accarezza le elezioni anticipate, ma probabilmente dal punto di vista con realismo dice che non avverranno. Lei che sentore ha? No, il settore è quello di avere una sicurezza, una stabilità per i prossimi mesi, questi che sono mesi cruciali per uscire dalla pandemia. In questo momento in cui sono partite le vaccinazioni è fondamentale che ci sia un governo, però guardiamo subito più in là a delle elezioni, insomma, che quindi possono... la prima data utile, lei dice? Esatto, assolutamente. Il centrodestra è pronto a governare e con un governo capace per far ripartire l'Italia e la nostra regione, assolutamente. Quindi di fatto un governo ponte, anche questa è una delle ipotesi sul tavolo, da qui a giugno fondamentalmente, poi a giugno, ecco. Anche perché tra l'altro diciamo che non so se mal comune o mezzo gaudio, si è aperta una crisi di governo anche in Olanda, proprio il frugale Rutte che appunto si è dimesso, quindi diciamo che c'è anche questo caso, quindi il nemico iniziale giurato del recovery plan, che in qualche modo è arrivato a questo epilogo. Possamai, lei cosa ne pensa guardando in alto, quindi guardando all'Olanda? Presupposti, nel senso che il problema grande della crisi italiana è il fatto che è difficile da spiegare, cioè la grande difficoltà in questo momento, anche a chi mi chiede cosa è successo, ma perché davvero insomma Renzi fa saltare il governo, eccetera, è che è difficile da argomentare, cioè nessuno ha una spiegazione completa e razionale, perché sì, c'è stato il tema del recovery fund, ma in realtà sono tante cose, sono state raccolte le obiezioni, sappiamo che c'è stata questa teoria sui servizi segreti, ma in realtà non c'è una spiegazione vera finora. In Olanda nasce da uno scandalo molto pesante legato ai sussidi per l'infanzia, che ha alimentato in questi giorni una campagna stampa
pesantissima perché i funzionari del fisco hanno accusato ingiustamente circa 20.000 famiglie di frode, facendone indebitare moltissime per rimborsare queste indennità per l'infanzia ed erano in qualche misura collegate a decisioni del governo, per cui insomma è una cosa particolarmente pesante che ha destato scandalo. Quindi sono due storie molto 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 diverse. Primo. Secondo, l'Olanda ha una capacità, diciamo così, di gestione delle crisi completamente diversa dalle nostre, cioè nel senso che ha una stabilità del sistema politico, pur avendo una situazione molto parcellizzata fra i partiti, che non è certo quella italiana. O l'Olanda, mi verrebbe da dire Razzolini, era diventato un refrain quello della Meloni, insomma ricordiamo. Ecco Razzolini, veniamo a temi invece di casa nostra, perché diciamo che martedì c'è un appuntamento politico importante anche in Consiglio regionale del Veneto, perché c'è una mozione contro l'assessore Donazzan. I fatti sono noti, ne abbiamo parlato tanto, 10 giorni fa la partecipazione alla trasmissione di Radio 24 La Zanzara e appunto faccetta nera, quindi l'assessore che intona la canzone del ventennio. Da lì si è aperta una bufera, prima mediatica poi politica. L'opposizione ha presentato in Consiglio regionale questa mozione che, se non sbaglio, si chiama per censure, che è un istituto giuridico che non era mai stato utilizzato a Palazzo Ferrofini, dove di fatto si chiede anche allo stesso Zaia di prendere una posizione definitiva su questo caso. Mozione che è stata in qualche modo presentata anche grazie ai voti della Lega a dei consiglieri di maggioranza come il veronese Stefano Valdegamberi. Si apre un caso politico anche per il Veneto. Che cosa succederà martedì, Razzolini? Che cosa succederà? Sicuramente vado male in questo momento a dirglielo, perché non ho una sfera di cristallo. Io mi auguro che la maggioranza, che il centrodestra sia compatto in difesa dell'assessore Elena Donazzan. È vero, lo sappiamo tutti, o forse magari non lo sappiamo così bene tutti quanti, quello che è successo all'assessore, nel senso che io vorrei ricordare che il contesto in cui l'assessore Donazzan ha cantato una parte, quindi qualche frase di quella canzone, era un contesto alla Zanzara, ma con un video precedente che aveva fatto, dove aveva contestualizzato tutto quanto in difesa di un'azienda italiana, perché questa azienda era stata gli era stato puntato il dito dai soliti a cui non va mai bene nulla e che contestavano il nome appunto Abyssine della pasta che producevano, e quindi essendo che il nome era quello dell'Abyssine bisognava di conseguenza fargli cambiare il nome, azienda poi che mi pare di aver capito, adesso devo ancora verificare al 100%, ma è un'azienda che tempo fa sponsorizzava anche le feste dell'Unità e l'Ampi, quindi non è un'azienda di certo di destra e del nostro partito politico, però è stata attaccata lo stesso. Allora, in questo momento di crisi, in questo momento difficile per l'Italia, andiamo ad accusare, ad attaccare aziende italiane che invece dovremmo essere solo contenti di avere oggi ancora delle attività nostre che hanno il tricolore che sventola, perché noi sappiamo bene che anche questo Covid sta veramente sempre più portando avanti e rafforzando l'impero cinese e la potenza cinese un po' in tutto il mondo, compreso anche in Italia, perché tempo fa si parlava anche di Venezia, dove i cinesi appunto stavano investendo, stavano comprando e stavano un po' prendendo il dominio della nostra città capoluogo di regione. Ecco, nel far questo, quando un nostro assessore comunque al lavoro ha difeso un'azienda italiana, contestualizzando, perché Faccetta Nera è vero, era una canzone del ventennio fascista, però era una canzone che non stava in simpatia né al duce né al regime. Fatto sta che avevano provato anche a sostituirla con Faccetta Bianca, proprio perché era una canzone
che voleva un po' incentivare gli italiani al dominio in Etiopia per liberarla dalla dittatura. Quindi lei Razzolini, contestualizza questo episodio, insomma. Quello che ha fatto, esatto, e quindi io sono pienamente solidale nei confronti dell'assessore, che si è sempre comportata bene nel suo assessorato e quindi ha sempre dato ottimi risultati, e in questo contesto assolutamente non mi va di accusarla, anche perché chi in Parlamento poco tempo fa salutava col pugno chiuso sinistro, che comunque rappresenta un saluto comunista, allora se dobbiamo porre sul piano i disastri che per certi versi e le cattiverie che ha fatto il nazifascismo. E anche qui, Razzolini, apriremo un altro dibattito su questo. Che ha fatto il comunismo, allora direi che non va bene, bisogna dare, insomma, fare attenzione su questo. Ecco, ma tornando proprio alla mozione, quindi la sorpresa, diciamo così, il fatto che questa mozione sia stata anche in qualche modo sostenuta dalla Lega, dalla maggioranza. Questo bisognerà chiederlo a loro, il perché hanno fatto avere appunto la firma al centro-sinistra, perché vuol dire essersi schierati comunque con una posizione di centro-sinistra. Bisognerà chiederlo ai diretti interessati. Io non glielo so rispondere il perché di questo gesto. Ci saranno probabilmente degli sviluppi, soprattutto martedì in aula, e si cercherà di capire tutto ciò. Ed è chiaro, visto che il nome della nonna Sanna è un nome di peso, che ovviamente a ogni gesto corrisponderanno delle conseguenze, immagino, dal punto di vista politico. Possa mai telegrafico su questo aspetto. Voi, quando avete presentato la mozione per censure come opposizione, vi aspettavate questo appoggio della Lega, che poi è arrivato anche tramite prese di posizione ufficiali, Giuseppe Pan per esempio? Ma anche Alberto Villanova, che è il capogruppo della lista Zaia, sì, ma lo stesso Zaia in realtà, se devo dire, è stato molto duro su questa vicenda. Non so dire se ce lo aspettavamo, le so dire che è stato importante vedere che anche da parte della maggioranza, insomma perlomeno di tutta la Lega, c'è stato un appoggio anche con comunicati stampa in questi giorni alla tesi che abbiamo portato avanti con questa mozione, che è di fatto che un ruolo istituzionale sia incompatibile con simpatia o nostalgia nei confronti del fascismo, perché poi il punto nodale è questo alla fine. Lasciamo stare l'episodio in sé, nel senso che poi rispetto a quello che diceva prima il consigliere Razzolini, di cui per inciso ho anche stima perché è giovane ed è in gamba, c'è però un punto da dire, ed è che la stessa azienda molisana si è immediatamente scusata spiegando che quel progetto di restyling della pasta non era una roba vista da loro, era una proposta dell'agenzia di comunicazione su cui erano assolutamente in disaccordo, infatti hanno fatto retromarcia. Ma a parte questo c'è un punto, ed è che l'assessore Donazzato non ha mai nascosto la sua simpatia verso il ventennio, in diverse occasioni l'ha rivendicato, ci sono stati anche episodi francamente più pesanti rispetto a questo, quindi per questo ha avuto questo risalto, per questo ha avuto un peso così importante questa vicenda. Quindi per noi è stato positivo che da parte anche delle altre forze politiche, anche di quelle di maggioranza, ci sia stata questa presa di posizione. Ci aspettiamo che questa stessa presa di posizione arrivi in aula martedì, visto che questa mozione ha avuto anche la firma di un esponente della Lega. Ecco, abbiamo qui un esponente della Lega. Bortolato, come giudica, lei non è in Consiglio regionale, ma dall'esterno questa vicenda che ha assunto anche un rilievo nazionale? Le chiedo proprio 20 secondi. Sì, sicuramente è un comportamento grave, al di là del contesto, insomma, goliardico. Una rappresentante delle istituzioni non può permettersi certe leggerezze, e so che il nostro Presidente e la maggioranza e il Consiglio prenderanno la decisione più opportuna. Certo è che il partito di cui faccio parte è un partito che assolutamente non porta avanti i valori del ventennio, ma anzi porta avanti i valori della democrazia e dell'antirazzismo. Allora, martedì staremo a vedere, lo stesso Zaia ha detto, vediamo cosa succede in Consiglio, quindi ci sono vari fronti. Martedì c'è Conte al Senato, poi nel pomeriggio c'è questo caso Veneto,
periodo ovviamente circoscritto, ma che insomma sta montando di ora in ora. Io devo salutare, so che deve andare Possamai, quindi lo saluto e lo ringrazio per l'intervento. Chiedo a Razzolini di rimanere ancora un attimo con noi, con Bortolato, perché ci rivediamo subito dopo la pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive di questa trasmissione e vorrei dedicarla a un tema specifico, approfittando della presenza sia del sindaco Bortolato, del sindaco di Mogliano, che di Tommaso Razzolini. Vorrei parlare con loro di sicurezza, dei temi della sicurezza, perché di fatto prima abbiamo parlato di vandalismo, di come ci sia questa recrudescenza di piccoli reati, ma in realtà anche i reati contro il patrimonio, dopo una diminuzione fisiologica dovuta al lockdown, dovuta a quello che è successo nel 2020, sono ritornati a comparire in maniera anche abbastanza forte. Si sono registrati anche ultimamente dei furti con destrezza a Mogliano, lungo il Terraglio e quant'altro. Ecco, come state procedendo, sindaco, da questo punto di vista? Sì, abbiamo notato che è cambiata la modalità di effettuare azioni criminose. Abbiamo visto sicuramente un calo dei furti in abitazione, anche insomma il coprifuoco aiuta sicuramente, ma abbiamo visto in atto azioni tipo queste che ci captava lei, ma stiamo vedendo soprattutto molte azioni criminose via web, cioè truffe online, cose di questo genere, e magari anche per cifre modeste, magari 100-200 euro, che però magari vengono effettuate su tante persone e quindi i malviventi, i criminali, insomma, stanno cambiando modalità. Il Covid li ha fatti... sì, anche perché si trascorre più tempo, ancora di più sui social. Durante il periodo delle feste abbiamo visto qualche furto in abitazione, molti si sono recati nelle seconde case e le prime case sono rimaste insomma scoperte su questo. Noi ci stiamo muovendo con l'installazione continua di nuove telecamere, perché il prevenire è sicuramente meglio del curare, e poi comunque le telecamere ci permettono di arrivare insomma a trovare tante volte i responsabili. Stiamo vedendo anche una crescere della criminalità legata a piccoli furti nei supermercati, no? Questa crisi economica sta portando anche a questo. Con i targa system stiamo vedendo una crescita degli autoveicoli che girano senza assicurazione. E questa è più che criminalità, forse è un fenomeno che va circoscritto in un'altra area, che è cartina di tornasole di un disagio profondo. Razzolini, il tema della sicurezza è un tema da sempre di destra, di centrodestra. Con tutto quello che è successo in questi mesi, diciamo che ha perso un po' la priorità, ma bisognerebbe ritornare a occuparsene maggiormente, visti anche i fatti più recenti. Glielo chiedo proprio in un minuto. Ma assolutamente sì, io credo che se questi furti e se questo incentivo c'è alla criminalità, è anche perché non abbiamo una certezza della pena e una durata della pena sicura e certa, perché purtroppo chi commette questi fatti rischia ancora troppo poco. Dovremmo avere una legge ben più decisa e a punire chi compie questi reati, proprio per disincentivare che vengano fatti e compiuti. Anche noi, parlo per quanto riguarda il comune di Valdobbiadene, so che l'amministrazione sta adottando i targa system proprio per verificare le macchine sospette e per aumentare il controllo nei territori. Dovremmo comunque parlare di sicurezza e dovremmo incentivare le forze dell'ordine, quindi bisognerà anche investire e approfitto anche per ringraziare chi comunque è sempre al servizio nostro di cittadini per la sicurezza del territorio e appunto di tutta la nostra nazione. Però su questo bisognerebbe veramente dare maggiore forza e peso, però bisognerebbe anche dare a loro gli strumenti affinché possano
mettere in galera chi compie reati, che poi in galera non ci restino una notte ma ci restino per tutta la durata della pena. Ecco, e diciamo che il Covid non ha sospeso ovviamente i fenomeni legati alla sicurezza. Tra l'altro poi si aprirebbe un altro capitolo se parlassimo di rischio infiltrazioni mafiose, criminalità organizzata e quant'altro, perché anche questo è un allarme che le prefetture del territorio hanno ben presente, o no, Razzolini? Ma sicuramente sì, ho sentito appunto il prefetto che su questo ha fatto anche qualche conferenza, insomma ne aveva parlato. Siamo davanti a una crisi economica, c'è bisogno di liquidità per tante aziende per poter stare in piedi, perché come si diceva prima obbligano la chiusura, però poi i ristori non arrivano, e questo è folle, perché vuol dire che mettiamo sul lastrico famiglie, aziende che poi magari riapriranno più, e quindi li stiamo condannando a morire. E comunque queste persone hanno bisogno di liquidità. Se la banca non gliele dà, perché comunque anche la banca ti chiede, giustamente, non giustamente, ma ti chiede delle sicurezze. Se queste persone non possono lavorare, perché comunque oggi non si può lavorare, anche chi voglia lavorare causa emergenza, qualcosa si devono inventare, quindi c'è il rischio di queste infiltrazioni, e sono molto pericolose e vanno gestite assolutamente, quindi anche qui bisognerà fare sicuramente, e bisogna tuttora fare un lavoro in questo verso. E da qui l'importanza, Sindaco, e concludiamo, che i territori stessi tengano altissima l'attenzione e segnalino anche movimenti sospetti da questo punto di vista. Assolutamente sì. Le nostre forze dell'ordine sono sul territorio in maniera costante, e ringrazio anch'io per il lavoro che stanno facendo, e anche loro hanno dovuto cambiare un po' la loro modalità. Il mio comandante della polizia locale mi diceva come sono molto più presenti con pattuglie legate ai controlli anti-Covid, che poi comunque fanno anche di conseguenza controlli sulla sicurezza del territorio, quindi presenza molto più capillare nei parchi, nelle piazze, per verificare che non ci siano assembramenti, e quindi per verificare che non ci siano reati di altro genere. E proprio mi diceva il comandante che nel 2020 hanno quadruplicato l'identificazione di persone rispetto agli anni precedenti, proprio per questa nuova modalità. E questi sono numeri incomputabili. Grazie davvero a Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Grazie Razzolini. Grazie Cristian, grazie a tutti voi. Grazie davvero a Tommaso. Grazie Sindaco Davide Bortolato, Sindaco di Mogliano. Abbiamo fatto un po' il focus su una realtà importante del Trevigiano, che è cerniera appunto con la provincia di Venezia, e che ha delle sue innegabili specificità. Grazie Sindaco. Siamo in addirittura d'arrivo. Vi ricordo i nuovi casi di positività al virus, sono stati 231 nella notte, il secondo bollettino questa sera, ve lo daremo ovviamente nel corso delle nostre edizioni e dei telegiornali. Ringrazio e saluto Mattia Pizzai e Alessandro Granziera dalla regia. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci rivediamo alle 18:30 in diretta. Grazie davvero, buon proseguimento.